Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Soundtrack City, a questa puntata speciale dedicata a hashtag il lavoro con la musica, hashtag senza musica. Sarà un argomento un po' particolare, avremo tantissimi ospiti, ma prima di affrontare tutta questa diretta con veramente ospiti di grande prestigio, vi annunciamo io e Marco Testoni che sta al mio fianco, come sempre. Ciao! Ciao Marco, che avremo una puntata speciale il 25 giugno, quindi giovedì prossimo, dalle 17 in poi, dedicata ai nastri d'argento. Avremo tanti ospiti con noi, come è stata per l'occasione che abbiamo avuto della diretta dedicata ai Davide Donatello, tanti ospiti tra candidati, nominati, ex candidati, ex vincitori. Avremo veramente un grande parterre di compositori e non solo, musicisti, attori e quant'altro. E ora comunque incominciamo questa diretta con tutti quegli ospiti che avremo in successione, come le altre volte, e parliamo di quello che oggi andiamo a raccontare, che è questa nota dolente, visto che parliamo di musica. Allora sì, grazie Massimo. Allora, faccio un breve cappellotto iniziale, come si suol dire, per capire un po' di che si tratta. Allora, oggi è il 21 giugno, è la data dove tradizionalmente tutti gli anni in cui si realizza la famosa festa della musica. La festa della musica dove tutti i musicisti sono chiamati a intervenire gratuitamente, attenzione, per onorare questa musica. Non si svolge solo in Italia, si svolge in tutta Europa, anzi non solo in Europa, mi dicono anche addirittura altrove, ovunque, Sì, in tutto il mondo. Quest'anno capita in un momento assai non molto come felice dal punto di vista della situazione di tutti i lavoratori dello spettacolo e non solo quelli della musica, ovviamente, e cioè capita in pieno lockdown. E quindi già il concetto della gratuità, che è sempre stato abbastanza ambiguo, quest'anno più che mai lo diventa, proprio per questo motivo. Un altro elemento scatenante di questa campagna senza musica, lavoro con la musica, è stato sicuramente il fatto che la categoria dei lavoratori dello spettacolo è stata dimenticata dal decreto rilancio del nostro governo, ed è l'ennesima dimenticanza, non è la prima volta che accade, ma questa volta fa più male. Ed è forse per questo che per la prima volta una categoria, quella degli artisti, dei musicisti, di tutta la filiera del comparto musicale, si è ritrovata abbastanza unita da questo punto di vista, perché già prima della pandemia c'erano dei grandi problemi dal punto di vista proprio strutturale del sistema cultura in Italia, adesso sono diventati evidenti. In realtà non è un problema solo italiano, ma è un problema anche generale, internazionale. È per questo motivo che oggi non saranno ospiti con noi solo degli esponenti della musica e del settore culturale in generale italiano, ma verranno un po' da tutto il mondo. Ci collegheremo con il Canada, con l'Australia, con la Francia, con la Germania. Mi dimentico qualcuno sicuramente, Galles, Europa, Galles, eccetera, eccetera, Inghilterra e via dicendo, ovviamente Italia, per cercare di capire negli altri paesi che cosa sta succedendo e se è successo qualche cosa di particolare. Allora, il primo ospite che abbiamo trattasi di Giordano Sangiorgi. Giordano Sangiorgi è diciamo la mente del MEI, cioè del Meeting Etichette Indipendenti, che si svolge a Faenza, adesso ci faremo dire da quanto tempo, ma allora lo metto in collegamento in questo momento, così lo facciamo parlare. Ciao Giordano, vedo una maglietta con scritto MEI 25, ecco, allora mi ha risposto. Grande. Mi ha risposto con la maglietta, benissimo. Adesso però c'è Ciao Giordano. Ciao Giordano. Ciao Giordano, piacere. Te la potevi anche togliere, è così, voglio dire, è una cosa veramente... Ciao a tutti e due. Ciao Giordano. Senti, allora, io ti voglio fare i complimenti, non so se mi senti perché vedo che sfarfalla il video. Sì, problemi di diretta. Ti sento benissimo. Va tutto perfetto. okay.
Allora, i complimenti che ti faccio è perché in questo periodo mi è capitato di leggere tantissimi manifesti di coordinamenti di artisti, di lavoratori dello spettacolo e via dicendo, ma quello che ho letto, il manifesto della musica emergente, gli stati generali della musica indipendente, sono veramente dei gioiellini, cioè c'è dentro tutto quello che ci poteva essere per rifondare, se uno vuole, il sistema musicale e non solo dello spettacolo in Italia. Ci parli un po' meglio di queste iniziative? Abbiamo un po' di problemi di Abbiamo dei connessione. problemi di connessione con Giordano, sì. Sì, sì, perché lo vediamo frizzato. Lo No, vediamo mi frizzato e diceva, bloccato. infatti, Giordano, non ti sentiamo. Allora facciamo una cosa, Giordano, iniziamo invece dal contributo che ci ha dato Renato Marengo dell'Associazione Italiana dell'AIA, in sostanza, sì. e che comunque c'entra con ciò che ci dirà sicuramente Giordano. Così cerchiamo di risistemare la linea con Giordano. Allora, ecco qui Renato Marengo, oggi in qualità di presidente di AIA, ovvero Artisti Italiani Associati. Ciao Renato. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, senti Renato, io ho visto che l'associazione, tanto per cominciare, fa parte di questo nuovo coordinamento della musica indipendente italiana, che peraltro ha fatto un bellissimo manifesto. Ci parli prima di tutto un po' su che cos'è l'AIA? Dunque, l'AIA nasce progettata diversi anni fa Giordano Sangiorgi come promananza del MEI. Il MEI ovviamente è un'associazione che si occupa anche dei produttori discografici, degli operatori, degli organizzatori, mentre AIA più specificamente si occupa degli artisti, tanto che con noi è confluito anche esibirsi con Giuliano Biasin, che è diventato il nostro segretario e che ha portato tante forze anche dal Veneto, mentre io ovviamente ho portato tante forze dal Naples Power, da Zone, Roma, eccetera. Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo soprattutto per questo periodo, siamo particolarmente attivi per difendere quelli che vivono di musica, ma vivono di musica nei locali, nei club, ma anche i tecnici, ma anche tutti quelli che lavorano grazie al fatto che c'è lavoro in pubblico e in questo momento quindi sono particolarmente a disagio. Allora ci è venuto in mente nell'ambito di questo movimento che soprattutto Giordano manda avanti con Stati Generali della Musica, eccetera, eccetera. Stati Generali della Musica abbiamo fatto prima che il Presidente facesse gli Stati Generali, ovviamente, quindi non è che abbiamo copiato. Allora, che cosa, fra le tante iniziative un po' atte a spiegare ai ragazzi cosa fa il nuovo IMAI e la SIAE, cioè come si possono recuperare dei soldi non lavorando, quindi tenere vivo l'attività professionale dei musicisti, abbiamo anche pensato di chiedere al Ministro dei Beni Culturali, al Governo, di chiedere di intervenire anche presso quelle aziende che hanno studi di registrazione, quindi capaci di far lavorare, di produrre, se non dischi materiali, almeno dischi virtuali, di produrre musica, facendo quindi lavorare i giovani o come turnisti o come facenti parte delle proprie creatività o il lavoro con altri, insomma qualcuno che paghi questi artisti che professionalmente, se non riescono a esibirsi, perlomeno si riuniscano in sala di registrazione e facciano la loro musica, però ripeto, professionalmente, in maniera che il lavoro resti attivo. Quindi una sorta di incentivo che favorisca i giovani musicisti e ovviamente tutta quella categoria che in questo momento, visto che lo spettacolo dal vivo è fermo, evidentemente sono decisamente penalizzati. Perché gli studi di registrazione fortunatamente rientrano con rispetto delle norme sanitarie, possono essere
ovviamente distanziati con le norme igieniche, eccetera, ma possono essere in funzione. Quindi se è in funzione lo studio, che sia in funzione la musica. Anche lì. Sì, questo è importante e lo riporterò poi più avanti nel nostro programma a uno dei più grandi tecnici del suono che oggi abbiamo ospite e che ha uno studio di registrazione, quindi ci spiegherà lui stesso quanto questa iniziativa possa avere successo, ecco, in questo senso. Renato, io ti ringrazio del tuo, come al solito, prezioso intervento e noi andiamo avanti con gli ospiti. Ciao Renato. Grazie a voi per l'ospitalità. Buona musica. Grazie. Allora, abbiamo sentito il contributo di Renato Marengo, adesso proviamo a ripristinare la linea con Giordano Sangiorgi, eccolo lì, lo vedo, eccolo lì. Mai. Bene. Oh, è uscito all'aperto e adesso infatti si sente. Tutto bene? Ora tutto sì. bene, Giordano. Allora, stavo dicendo prima, non so se hai sentito, che ti faccio i complimenti per gli stati generali della musica indipendente emergente e soprattutto del manifesto che ho letto, che è stato il frutto del lavoro di tante associazioni, che mi sembra veramente completo. Ecco, ci puoi parlare un po' di questa esperienza? Allora, l'esperienza nasce da prima del problema del coronavirus. Per noi sono anni che cerchiamo di occuparci di sistematizzare il settore con la legge sulla musica e un codice sullo spettacolo dal vivo che venga supportato, finanziato, abbia il giusto inquadramento normativo, giuridico e legislativo. Se l'avessimo fatto, fossimo riusciti a farlo con il sostegno di tutti, oggi avremo sicuramente più sostegno e più risorse per le imprese, i lavoratori e gli operatori del settore spettacolo e della musica. Così purtroppo non è. Abbiamo sentito oltre 600 operatori, oltre 20 associazioni, abbiamo rappresentato tutta la filiera delle piccole imprese della musica, dai produttori agli editori, agli artisti, ai festival, ai contest, gli uffici stampa, i negozi di dischi, i produttori, gli artigiani di strumenti musicali, gli organizzatori di feste e di sagre, le orchestre, le band, insomma ci sono tutti. Esatto, ed è uscito un documento che con degli interventi che non sono tantissimi, ma che possono in qualche modo sistematizzare questo sistema, il sistema musica, che altrimenti, se non viene in qualche modo supportato da subito, rischia veramente di chiudere almeno il 50% delle attività entro la fine dell'anno. Qui perderemo proprio la filiera del Made in Italy, perché queste sono le imprese che fanno il nuovo Made in Italy musicale. Senti, i prossimi step quali saranno? Io leggevo anche di tavoli di lavoro più o meno permanenti, di incontri con forse il governo. Cosa avete intenzione di fare in questo momento? Allora, noi abbiamo fatto un primo incontro col tavolo del Ministero quando si è avviato il problema del coronavirus e abbiamo attivato tutta una serie di proposte, alcune delle quali siamo riusciti a portarle a segno. Penso ai bandi extra FUS che sono stati fatti per i festival, i tour e gli artisti economicamente più deboli. Penso all'allargamento per il sostegno al settore per quelli che hanno anche poche giornate di lavoro. Però c'è ancora veramente tanto da fare. Questo documento, che l'abbiamo concluso la scorsa settimana, l'abbiamo inviato ai ministri, l'abbiamo inviato alle regioni e abbiamo già le prime risposte. Avremo una riunione con la regione Emilia-Romagna nei prossimi giorni che si farà carico delle nostre proposte per portarle sul tavolo nazionale, ma ci hanno risposto anche la regione Lazio, la regione Puglia, Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto una conferenza stampa di Festa della Musica dove abbiamo detto che oggi faremo un minuto di silenzio per la musica alle 22 insieme all'adesione che abbiamo fatto ai flash mob degli artisti che sono stati fatti a Milano, come quello di Levante oggi, ma abbiamo aderito a tutte le iniziative perché è assolutamente importante tornare a ragionare in termini di filiera dell'impresa della musica italiana. Noi abbiamo il forte rischio che le multinazionali che stanno vedendo questa pandemia come un problema per loro, ma avendo grossi fatturati, possono anche stare fermi un anno con i voucher, fermi un anno con le uscite discografiche, per poi raccogliere fra un anno le quote di tutti gli indipendenti, che lo ricordo rappresentano il 40% della discografia, il 90% degli eventi, per poi organizzarli loro.
e quindi c'è anche questo ragionamento economico alle spalle della parte delle major, quindi attenzione, perché rischiamo di lasciare in mano questo mercato pochi marchi multinazionali. Per quello abbiamo fatto delle proposte che ad esempio ragionano anche su una piattaforma che si affianchi ai live nazionale, che bypassi YouTube e Spotify ed altre iniziative che valorizzino la musica italiana, come ad esempio molta più musica italiana in Rai, molta di tutte le musiche che ci sono, perché significa senza costi aggiuntivi dare più diritti d'autore ai più piccoli e ai più innovativi. Senti, una domanda che ti faccio, diciamo la domanda finale. Tu che sei da tempo attivo nel settore, ti sembra che questa volta, come tu sai, gli umori dei musicisti sono spesso contraddittori e a volte anche, voglio dire, molto combattivi e conflittuali. Ecco, ti sembra che questa volta invece c'è una certa compattezza da parte degli artisti su questi temi? Diciamo che c'è una maggiore consapevolezza di una parte di artisti che arriva purtroppo Giordano, purtroppo non si sente, ma credo di aver capito che hai detto che forse non c'è compattezza, ma c'è più consapevolezza da parte degli artisti e già va bene così. Giordano, io ti ringrazio perché è già un miracolo che siamo riusciti a fare questo collegamento. Grazie di tutto e grazie soprattutto per il lavoro che state facendo, il lavoro fantastico che state facendo di coordinamento. Ciao, grazie. Ciao Giordano, rimasto frizzato, e questo è il bello della diretta, come diceva Pippo Baudo. Ma è rimasto frizzato con un sorriso, quindi questa cosa sia di auspicio a questa nostra diretta. Non solo alla diretta, ma proprio a tutta quanta la situazione. Di cui stiamo parlando. Allora, io direi adesso, attendendo il prossimo ospite, di andare con un altro contributo, un contributo registrato, ed è il primo ospite, diciamo, che anche se è italiana, in realtà opera ed è attiva in Germania. Sto parlando di Carmela Senfet, che ho avuto il piacere di intervistare qualche giorno fa su tutta su qual è la situazione attualmente in Germania per la musica. Lei poi lo dirà. Il lavoro di Carmela è tour manager, quindi si occupa di booking, quindi è particolarmente interessante per tutti coloro i quali fanno il mestiere appunto del musicista proprio sul campo, sul palco. Sentiamoci questa prima parte dell'intervista con Carmela Senfet. Allora, ecco qui la nostra ospite che in qualche modo ha a che fare con la Germania. Sto parlando di Carmela Senfet. Ciao Carmela! Ciao Marco! Ciao Carmela, benvenuta in questa puntata speciale di Soundtrack City. Grazie. Allora, la prima cosa che ti chiedo subito è: qual è il tuo ruolo? Cioè, tu che professione fai all'interno del mondo, diciamo così, musicale? E dove poi? Io sono italiana, ma ormai mi sono trasferita dal 2011 in Germania, vivo a Lipsia, dove ho fondato nel 2013-14 l'agenzia di Booking e Management Ludwig Sound e promuovo artisti internazionali. Naturalmente cerco di favorire le band italiane, perché le barriere linguistiche non ci sono, almeno con loro, anche se poi ce ne sono delle altre. Quindi nell'ambito del booking, che cosa è successo per quanto riguarda in questo caso l'attività live in Germania durante il lockdown? Io mi ricordo che quando è iniziato in Italia il lockdown, o comunque che avevano fermato tutto dall'ultimo weekend di febbraio, perché dovevo portare una band inglese a Milano, e mi è stato annullato proprio, è stata la prima tournée annullata. In Germania ancora fino al, mi sembra il 15 di marzo è andata avanti e nessuno credeva alla possibilità che sarebbe successo lo stesso. E invece
E invece è successo lo stesso, io lo sapevo, per una volta sono stata io la previdente italiana all'estero. Sì, una volta tanto purtroppo noi italiani siamo all'avanguardia in questo, siamo stati. Senti, subito dopo il lockdown ci sono stati da parte dello Stato tedesco dei finanziamenti nei confronti dei musicisti, degli artisti? Sì, ci sono stati subito, a differenza dell'Italia, degli aiuti che sono stati dati nell'immediato, cioè te dovevi fare un'applicazione online e io mi ricordo che ho fatto la richiesta il giovedì e mi sono arrivati i soldi il lunedì. Che vergogna. Questo lo voglio dire per denunciare un attimo e per fare vedere la differenza. Naturalmente ci sono stati due tipi di fondi, quelli a fondo perduto, che però naturalmente se menti o dici che ti servono dei soldi e poi non ti servono, se tra 2 anni faranno dei controlli glieli deve te li riprendono. Oppure situazioni più complesse come un club o un festival che si è trovato a dover pagare viaggi o affitto e via dicendo, potevano fare richiesta di un prestito e sono stati richiesti quindi anche dei fondi speciali. Era come poter dire il primo arriva e il meglio alloggia, no? Perché abbiamo avuto proprio la prova che fino alla fine di aprile sono stati dati soldi senza problemi, poi a un certo punto i soldi sono finiti e quindi anche i musicisti, come dicono le famose 5.000 euro di cui parlavano tutto a Berlino, le band che hanno richiesto e che hanno ricevuti naturalmente con le tempistiche giuste, quelle più veloci. Poi, gli altri no. Gli altri no. Alla fine d'aprile, inizio maggio, già non davano più questi famosi 5.000 euro. E comunque mi sembra di aver capito che non davano il finanziamento al singolo musicista, o almeno solo al singolo musicista, ma anche alla band. Ho un esempio proprio di una mia band tedesca di Berlino che ha chiesto i 5.000 euro al nome della band e i musicisti all'interno, se quella persona era effettivamente solo musicista. Se sei musicista e dottore non ti danno niente. Ah, ok. Però se sei principalmente musicista e non hai un secondo lavoro, te li potevi fare come un freelance. In Germania esiste un albo professionale dei musicisti? Sì, esiste come Künstler, artista. Il sistema sanitario in Germania è privato, quindi io personalmente pago, e anche poco perché ci sono persone che pagano anche 1.000 euro al mese, io pago 200 euro al mese, anche se non vado al dottore, mentre c'è una special Krankenkasse, quella degli artisti, Krankenkasse è devi pagare un po' di meno, tipo 150, 120, però ogni mese li devi pagare. Se sei artista sei avvantaggiato, il sistema sanitario aiuta i musicisti o gli artisti, quindi anche pittori, attori, facendogli pagare qualcosa di meno. Però hai una partita IVA e la partita IVA devi dichiarare per che cosa. Quindi in sostanza solo se hai la partita IVA sei riconosciuto come musicista. Sì, però una partita IVA in Germania aprirla costa 20 euro. Quindi non è come esattamente come da noi. Anche il cameriere che vuole andare a farsi la stagione, lavorare in gastronomia, fino a un tetto massimo, mi pare, di 16 o 18.000 euro, non devi pagare le tasse, quindi sei piccolo imprenditore. E per questo ho preferito la Germania al solo italiano. Ok, nonostante tu sei appunto italiana, no? Toscana. Si sente pure. Senti, Carmela, senti invece il futuro. Ci sono delle misure che sta prendendo il governo tedesco? Quando riapriranno i concerti? Se riapriranno? I concerti, quelli più grandi, maggiori, insomma, i grandi festival sono annullati tutti fino al 31 agosto e credo che sia stata fatta una scelta almeno mirata, perché è inutile dare false illusioni e in Germania non si organizzano le cose last minute. Questo per quanto riguarda i grandi eventi, i grandi concerti. C'è qualche promoter che sta tentando, con cui sono in contatto, di riorganizzare degli open air
dove ci saranno l'obbligo di prenotazione e distanze sociali. Ancora non si può ballare, cioè ora ci sarà un concerto all'Ipsia dove vivo, appunto, che sarà in un locale che era un teatro, ok, una specie di teatrino dove fanno concerti. Per i concerti avevano un massimo di capienza prima del Covid di 75 posti, adesso ne possono ospitare 65 solo seduti. Siamo lì, no, esatto. non è... Le università sono state riaperte anche se il 5 di maggio, quindi anche le scuole sono riaperte, però la parte culturale ancora è ferma, ecco, tutta il settore culturale. Chiuso anche nei pub, ci sono dei concertini in acustico, stanno facendo cose anche al chiuso, perché in Germania ancora c'è la possibilità, non ci sono 40 gradi tutti i giorni. Ah, ecco, e il distanziamento sociale immagino anche nei locali, evidentemente. Non c'è per esempio una cosa che ho visto ieri, sono andata a fare la spesa, ora sono tornata in Italia, mi hanno puntato subito il termometro alla testa e mi sono spaventata perché in Germania invece non te la misura nessuno la febbre e l'unico distanziamento sociale che c'è è che sei obbligato a prenderti il carrello anche se non compri niente. Ho capito, perché fa da distanziatore. Senti Carmela, io ti ringrazio tantissimo, mi auguro che il tuo lavoro riprenda in Germania, fuori dalla Germania. Vorrei incoraggiare gli artisti, questa è una cosa molto importante. Quando sono venuta in Italia con il furgone di 9 posti, eravamo in 6 vicini e nessuno ci ha controllato. Abbiamo fatto un confine Austria, cioè Germania, Austria, Italia. Quindi state tranquilli, se avete qualche data confermata all'estero, salite sul furgone e non vi fate problemi e ripartiamo un tour on the road, perché nessuno ci controlla, i confini sono aperti, va tutto bene. Ok, e con questa informazione di servizio a tutti i musicisti che girano tra l'Italia e la Germania, io Carmela ti saluto. Grazie mille, buon lavoro. Ciao. Ok, e questa era Carmela Senfet dalla Germania, da Lipsia, che ci parlava un po' della situazione che c'è in questo momento in Germania. Uno spesso si fa dei miti in testa che poi vai a parlare direttamente con chi lavora e opera è un po' diverso. Allora, Massimo, vai, allora cominciamo a introdurre il nuovo ospite. Il prossimo ospite in diretta direttamente con noi è Dimitri Scarlato, compositore e direttore d'orchestra, vive a Londra ed è qui con noi, come vedete bene è apparso. E la prima domanda che faccio a Dimitri, intanto ti ringrazio per essere Ciao Dimitri. ospite. Ciao a tutti. Che tempo c'è a Londra? C'è il sole stranamente, è uscito mezz'ora fa, però sai com'è, il tempo è molto umorale qua, quindi ogni mezz'ora puoi passare dal sole alla pioggia. Vabbè. Senti, allora, tempo a parte, nel tuo paese che cosa è successo con il lockdown, soprattutto all'ambito che noi stiamo trattando, che è quello musicale? Allora, ovviamente è stato un colpo molto duro per tutti i musicisti, anche perché, specialmente in una città come Londra, molti musicisti professionisti campano non soltanto suonando, ma anche insegnando nelle scuole. C'è una grandissima attività musicale, si insegnano tutti gli strumenti di qualsiasi genere musicale, per cui molti di loro sono stati colpiti da questo. Come in modo simile dalla Germania, c'è stato uno schema messo in piedi dal ministro dell'economia che in sostanza dava l'80% del guadagno come cassa integrazione. Bastava fare domanda se si è self-employed, cioè liberi professionisti, e c'era una finestra di 3 giorni, se non sbaglio, dal 15 al 18 maggio, non ricordo perché ho ricevuto anch'io il messaggio. Il governo mandava un messaggio in cui diceva segui questo link e fai la domanda, e dopo pochissimi giorni il processo era molto semplice, generalmente la domanda veniva confermata e si riceveva questo reddito, se non sbaglio, di circa l'80% di quanto guadagna in base alla tua dichiarazione di redditi per 3 mesi. Adesso è stato chiesto di estendere questo schema fino ad ottobre, quindi quello è stato un po' una boccata di ossigeno per molti musicisti. In più c'è un altro benefit che si chiama Universal Credit, a cui potevano fare domanda anche sempre musicisti, che era un benefit aperto a tutte le persone. Quindi da quel punto di vista è stata una buona cosa.
Poi il Regno Unito è una serie di 4 nazioni, quindi sì, compresa l'Irlanda del Nord. Però so che in Galles e Scozia hanno dato anche più aiuti per i membri dell'industria creativa, mentre invece in Inghilterra non c'è stato niente specifico per gli artisti. Però c'è un'organizzazione, che è l'Arts Council England, che ha aperto dei bandi per dare fino a 2.500 sterline per qualsiasi settore, non solo musicale, ovviamente facendo proposte di un progetto. Questo è stato fatto ad aprile, hanno fatto 2 round di bandi. In più il Musicians Union, che è il sindacato dei musicisti, ha messo in piedi anche lì varie forme di assistenza, anche piccole, di 200-300 sterline, però diciamo si è cercato di intervenire. Prima parlavate... Dimitri, ti vorrei fare una domanda che in fondo c'entra con quello di cui stai parlando. Esiste un albo professionale dei musicisti in Inghilterra? Mi hai sentito? No. Guarda, non so se ti vorrei rispondere. Sì, no, ti ho sentito. Prima quando ho fatto la domanda alla collega tedesca, in Germania ho provato a controllare. Che io sappia, no, ci si registra come musicista con la dichiarazione dei redditi e basta. Però che io sappia non c'è proprio un albo specifico per i musicisti. Però non sono sicuro al 100% di questa domanda. Ma già vuol dire che se c'è non è molto noto, voglio dire, se non lo sai. Diciamo che ci sono 2 grossi, il sindacato più grosso è il Musicians Union, e poi si può anche essere parte della ISM, la società per i musicisti, e tramite loro si fa azione di pressione con il governo. Per esempio il Musicians Union sta invitando tutti i musicisti a scrivere sia al proprio MP, il proprio parlamentare di riferimento, sia al ministro dell'economia per cercare di dare più fondi e estendere questo schema anche oltre ottobre. Perché in Inghilterra e nel Regno Unito è abbastanza... c'è un rapporto diretto col tuo parlamentare, quindi non è come in Italia che si è un po', diciamo, staccati. Quindi se tu puoi controllare il tuo parlamentare una volta a settimana con questa possibilità, e se gli scrivi loro tengono considerazione di quello che scrivi. Quindi se c'è molta pressione poi i parlamentari intervengono, quindi si sta già in quella direzione. Quindi desumo che lì da voi non è come da noi, nel senso che la cultura paga, qui dobbiamo pagare noi allo Stato per fare cultura, perché non siamo considerati neanche totalmente... Guarda, è un discorso strano, perché per esempio la maggioranza delle orchestre sono quasi tutte delle associazioni private. Infatti il problema che adesso c'è nel Regno Unito, e c'è stata una lettera aperta anche di Simon Rattle, che è uno dei più grandi direttori di orchestra del momento, sul problema che stanno affrontando dei membri delle orchestre, perché comunque le sale da concerto sono molto più grandi rispetto in Europa, quindi anche se fa un distanziamento sociale non riesce a rientrare delle spese. Quindi diciamo che lo Stato assiste in Italia in modo differente, però siccome il musicista è considerato un libero professionista e quindi rientra nello schema, che è uno schema unico per tutti. Diciamo, non so come funziona la cassa integrazione, sono sicuro che è molto complicata e burocratica. Qui è stato un processo molto semplice: fai una domanda, ricevi un messaggio, completi la domanda in 10 minuti, dopodiché nel giro di 24 ore, 48 ore hai la risposta e ti danno questi soldi, che è stato sicuramente una boccata d'ossigeno. Forse Massimo abbiamo sbagliato a fare questi collegamenti con... perché ci stiamo amareggiando in una maniera no, senti, la domanda che ti faccio invece, Dimitri, per forza te la devo fare. La Brexit cosa sta comportando fermati, buono, solo nell'ambito strettamente musicale, perché so che insomma in Inghilterra il settore musicale è abbastanza importante, ci sono tantissimi professionisti europei, non esattamente inglesi. Ecco, che cosa sta comportando? Allora, parli come un esperto di Brexit, che diciamo è la mia seconda attività come attivista dei diritti dei cittadini. E secondo te perché te la faccio questa domanda? Te? Guarda, per i musicisti europei non comporterà, per chi è residente qua non comporterà un grosso cambio, perché noi comunque, registrandoci con il documento che viene richiesto per tutti i cittadini europei, il Settlement Scheme, noi avremo qualsiasi diritto come prima, per cui potremo tranquillamente lavorare. Il problema sarà purtroppo per gli amici britannici. Come puoi immaginare, la maggioranza del settore creativo ha votato contro la Brexit. Per loro sarà molto più complicato tenere vivi
per andare a lavorare in Europa, partire in tournée. Ci sono moltissime compagnie britanniche che fanno tournée di musical, per esempio in Germania, e da quello che so ancora è da vedere, sarà anche complicato per i musicisti che dovranno venire nel Regno Unito, perché al momento stanno scrivendo la legge di immigrazione, no? La legge di immigrazione, e il ministro Priti Patel è veramente un pessimo ministro, e la direzione che sta prendendo questa legge di immigrazione non è sicuramente una buona direzione, e sicuramente non tiene conto del settore creativo. Infatti sarà anche molto complicato, secondo me, venire a studiare qua, perché se tu sei un cittadino, già adesso se sei un cittadino extraeuropeo, puoi ottenere un visto, ma non puoi lavorare, non puoi insegnare, non puoi lavorare nelle scuole, quindi potresti soltanto lavorare privatamente con lezioni private, diciamo, a nero. Quindi entriamo in un territorio ancora non proprio definito, ma sicuramente non è di buon auspicio per chi potesse venire dopo. È considerato che da sempre UK è un po' un punto di riferimento per i musicisti, voglio dire, si sta parlando di Inghilterra, cioè si sta parlando di un punto di riferimento vero nell'ambito musicale, soprattutto del lavoro musicale. Questa cosa non è proprio un dettaglio. Senti Dimitri, io tanto ti chiamerò prima o poi, perché questa storia della Brexit vorrei parlarne un po' più diffusamente, ma non solo, vorrei parlare anche della tua attività artistica. In questo momento non è possibile farlo all'interno di questo contenitore, ma mi interessa anche per capire, tu sei romano se non sbaglio, sei residente lì da ormai un tot di tempo, quindi chi meglio di te conosce le due realtà lavorative? E magari ci puoi aiutare a capire meglio come fare per migliorare, non solo peggiorare, insomma, il nostro lavoro dal punto di vista proprio professionale. Quindi io Guarda, prima di salutare, ho sentito la domanda che hai fatto al primo ospite, in cui dicevi: ma secondo te c'è più coesione tra gli artisti? La risposta è stata no, c'è più consapevolezza. Il più grosso suggerimento che posso dare è di avere tantissime sigle che vanno a discutere è complicato. Cioè, se in Italia si potesse raggruppare tutto sotto un grosso, diciamo, ombrello, come si dice in inglese, non so se in italiano si dice più, però è sicuramente molto più utile che avere tantissime frammentate organizzazioni che ognuno dice la sua e non hanno peso poi sul tavolo negoziale, perché comunque si possono ottenere, io questo lo posso confermare, dopo la mia esperienza di lobbying in Europa, le cose si possono ottenere, però se si va sparpagliati e non c'è un blocco solido dietro, diventa tutto molto difficile. E in realtà è il lavoro che appunto sta facendo Giordano Sangiorgi con il MEI, è un coordinamento di 20 associazioni, quindi forse la via, come dici te, è proprio quella lì. Dimitri, grazie di tutto. A prestissimo, perché tanto ti richiamo, stai sicuro che ti richiamo, perché ci sono anche altri temi. Ciao Dimitri, grazie mille. Grazie, sempre. Tra l'altro ci siamo dimenticati di dire che chi ci segue può lasciare commenti in diretta, può fare domande, richieste, queste considerazioni. Questa è una cosa fondamentale. Tra l'altro, dopo questa chiacchierata con Dimitri mi è venuta una sorta di angoscia e di esaurimento nervoso, perché a lui gli sono arrivati subito i soldi e a noi campa cavallo che l'erba cresce. Comunque vabbè, 10 minuti per compilare e il giorno dopo ti rispondono. Qua puoi diventare pensionato se ci arrivi. Prossimo ospite, caro Marco. Il prossimo ospite sarebbe Luca Paci, però vedo uno schermo nero che non depone molto a favore della... Fammi vedere se io mi ci collego. E bene. Lui è lì, eccolo lì, invece è arrivato. Ciao Luca, ciao Luca dal Galles. Si vede una sagoma nera e basta, te lo dico Luca, si vede, potreste essere controluce che vedevamo un personaggio fumettistico, un manga, vedevamo quindi... allora, per cominciare, aspetta, prima di tutti il sottopancia di Luca Paci, così si capisce di che cosa fa Luca. Allora, sto parlando con Luca Paci, che è il direttore, anzi il co-direttore, se non vado errato, dell'Italian Film Festival di Cardiff, quindi in questo caso parliamo di cinema, ma siccome Luca è un grandissimo conoscitore anche di musica, quindi e poi qui stiamo parlando di tutto il settore spettacolo e via dicendo.
Luca, io ti faccio prima di tutto la stessa domanda che ho fatto a tutti gli ospiti che vengono o che operano all'estero, e cioè in che cosa è consistito il lockdown in Galles per tutta l'attività artistica, quindi cinema, concerti, teatro, eccetera, eccetera? Blocco totale, quello intendo dire. Sì, vabbè, io vorrei in qualche modo ridimensionare un po' questa cosa rosea, soprattutto quella che magari Londra funziona sicuramente Londra funziona diversamente dal resto del Regno Unito. Diciamo, il lockdown è successo 3 settimane dopo, circa 3 settimane dopo quello italiano. È stato più o meno graduale, poi si è arrivati a misure proprio draconiane come quelle italiane, quindi chiusura di cinema, di concerti, eccetera, eccetera. Però c'è stata una incompetenza totale nei confronti, cioè del governo conservatore, che non ha messo cioè non ha imparato niente dall'esperienza italiana, a differenza di altri stati, e che però continuava a dire che erano diversi da noi, che era, insomma, che la situazione. Adesso siamo quasi a 40.000 morti, quindi hanno superato, anzi siamo a 40.000 morti, quindi abbiamo superato sicuramente l'Italia, che se non erro sono circa 35.000, e con 3 settimane indietro. Quindi questo è quanto. Sì, comunque cinema, concerti, eccetera, gradualmente sono stati chiusi. Poi per quello che diceva Dimitri per quanto riguarda la musica e gli artisti. Allora, ci sono stati tanti strombazzamenti rispetto qui in Galles, sto dicendo, e tra parentesi il Galles è uno stato devoluto, quindi diciamo, prende le decisioni anche indipendenti, relativamente indipendenti da Westminster. Però da quelli ho fatto una cernita veloce con i miei amici musicisti, e ho visto che ci sono 2 tipologie di musicisti: quelli che lavorano per le orchestre e soprattutto quelli che sono pagati, per esempio con la BBC, come il mio vicino di casa, eccetera eccetera, che sono stati messi in furlough, che sarebbe la cassa integrazione, quindi sono stati pagati quasi immediatamente. Poi ci sono invece i musicisti, che sono la maggior parte, che sono lavoratori autonomi, e loro sono stati pagati 3 mesi dopo. Alcuni di loro non sono stati ancora pagati, e quindi si sono già indebitati con carte di credito e cose varie, e il versamento nella maggior parte dei casi è equivalente a 300 sterline. Quindi che sarebbe 300 euro se vediamo il costo della vita, eccetera eccetera. Quindi potete immaginare quanto ci si fa con 300 euro. Quindi questo per dire che magari Dimitri sta parlando di una realtà che è veramente diversa dagli amici che ho a Bristol, a Birmingham, a Cardiff, a Manchester. Cioè i musicisti qua stanno morendo di fame, letteralmente. Ma solo i musicisti o in generale tutti gli artisti? Posso parlare di attori, doppiatori? Assolutamente sì. Cioè i musicisti, diciamo, sono i più fortunati, tra virgolette. I musicisti sono i più fortunati? Perché quelli intorno alla musica, tipo gli elettricisti, quelli che fanno i concerti, o fanno parte di una grande corporation come la BBC o come altre, oppure devono dimostrare con la loro dichiarazione dei redditi quanto reddito avevano guadagnato l'anno prima, e verrà dato il corrispondente dell'80%. Potete immaginare, cioè ci sono persone che per esempio vivono, diciamo, fanno lezioni all'ora, cioè come tanti di noi fanno, insomma, e quindi non dichiarano proprio tutto, insomma. Quindi è nel loro interesse avere magari era nel loro interesse avere una dichiarazione dei redditi piuttosto bassa, non per evitare, cioè per essere cattivi, ma cioè proprio per galleggiare, insomma. E queste persone sono state veramente penalizzate, perché devono dimostrare qualcosa che non hanno,
e perché non hanno possibilità di lavorare temporaneamente nelle scuole. Quindi per esempio dice, ma 2 anni fa io ho lavorato in questa scuola, però l'anno scorso non hai lavorato, quindi non ti ripago lo stipendio di questa scuola. Quindi in sostanza, tra il fatto che il lavoro di molti musicisti è intermittente e quindi sono solo gli orchestrali appunto che lavorano con la BBC o con qualche altro tipo di organismo possono avere questa continuità, tutti gli altri in sostanza sono penalizzati. Peraltro mi fai capire tra le righe che un fenomeno che è quello del nero, che pensavamo fosse italiano, in realtà non è italiano e basta, ma nell'ambito artistico è un po' esiste anche negli UK? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma è un modo per vivere, insomma, cioè è una delle modalità per cui la Gran Bretagna non ne fa una grande pubblicità, ma insegnanti, artisti dichiarano parte, e poi c'è il cash in hand, che è una cosa diversa, insomma, poi la banca le leggi bancarie non sono come quelle italiane, il governo può intervenire direttamente in una banca italiana per vedere se hai spostato dei soldi, eccetera eccetera, mi sembra, no? Invece in Gran Bretagna c'è tutto un discorso sulla privacy, per cui tu puoi anche pagare sulla carta di credito, ma è molto difficile che il taxman venga e ti controlli il conto corrente. Quindi. Senti, ti volevo fare una domanda circa, io so che se non vado errato a Cardiff c'è un importante centro di produzione della BBC, dico bene? Quando andai al centro di Cardiff. Ecco, in questo momento le produzioni che tu sappia sono ripartite o no? E se sì, in quale modo? Su questa cosa mi sono informato proprio l'altro ieri. In generale la BBC anche in questa maniera molto inglese, nel senso che in Gran Bretagna si fanno delle cose, però non, diciamo, noi stendiamo i panni alla luce del sole, loro lo fanno un po' in maniera un po' più diciamo nascosta, però gradualmente, esatto, hanno chiuso le produzioni principali, anche se stanno facendo, adesso c'è una bella trasmissione che proprio fa questa parodia, si stanno preparando a livello teatrale e a livello, diciamo, cinematografico per il prossimo salto, diciamo, per l'autunno. Però adesso hanno arrestato tutte le produzioni da marzo, dalla fine di marzo, almeno fino a settembre. Tutte le trasmissioni, però, la maggior parte delle trasmissioni della BBC sono state fatte via Zoom, quindi tutti i quiz via Zoom. Non so se è successa la stessa cosa in Italia, ma ci sono stati un po' di cose per cui i presentatori presentavano da casa, c'erano gli ospiti, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata questa Guarda, in Italia diciamo che i premi, no? Ad esempio c'è stato il premio Davide Donatello che è stato fatto tramite Zoom, in sostanza c'era il solo presentatore che stava nello studio e dava i vari premi, li annunciava con Zoom, che è anche simpatica come cosa da un certo punto di vista, ma dopo un po', ecco, come quella nostra, dopo un po' insomma diventa difficile, anche perché le linee non sono esattamente fantastiche dal punto di vista audio. Forse Massimo ti voleva fare una domanda circa il tuo festival, magari. Infatti, ma il tuo festival, Luca, subirà dei cambiamenti data la situazione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che non è proprio così rosea come tutti in questa fase 2 preannunciano, ma che vedo anche ancora più difficoltosa, soprattutto per noi che lavoriamo in quest'ambito? Sì, allora adesso siamo quasi sicuri del fatto che non inviteremo fisicamente gli ospiti italiani, quindi gli ospiti italiani non verranno al festival, ma ci saranno dei collegamenti da qua, da Galles, nei cinema, eccetera, che abbiamo. Questo perché sicuramente stiamo prevedendo che i nostri sponsor non avranno la disponibilità economica per
per appoggiarci. In generale ci servono una 20.000, perché siamo un festival veramente low budget, su 20.000 sterline. Quest'anno volevamo fare il salto di qualità e prendere e allargarci un po' di più, però penso che questo quindi sarà la prima conseguenza. La seconda conseguenza che ancora dobbiamo valutare è che tutti i festival in generale e tutte le manifestazioni sia musicali che teatrali eccetera eccetera usciranno in massa verso novembre. Quindi noi tradizionalmente abbiamo il festival l'ultima settimana o la penultima settimana di novembre e abbiamo una grande affluenza gallese ma anche inglese eccetera, perché siamo anche conosciuti, siamo l'unico festival che dà premi, insomma siamo un festival vero e proprio, però quello secondo me potrebbe incidere, quindi anche questa cosa qua dovrà essere analizzata. Adesso Massimo, ti sto dicendo queste cose in generale, non sono sicure perché non sappiamo ancora veramente cosa succederà. Si dice che anche qua che a settembre si riapra, si dice. Però per esempio i miei figli vanno a scuola e adesso si parla di distanziamento che è assolutamente irrealistico in termini proprio di torneranno a scuola la prossima settimana ma andranno un giorno alla settimana per classe, quindi 4 volte in 4 settimane, cioè capito? Quindi, senti Luca, un'ultima domanda, in questo momento è ancora tutto chiuso l'attività cinematografica, cioè parlo dei cinema, dei locali, completamente chiuso? Okay. Allora, in Galles da venerdì prossimo dovrebbero riaprire i negozi, quindi tutti i negozi diciamo per comprare vestiti eccetera, ma non i bar e non ancora i ristoranti. Detto questo, adesso la gente qui sai che io vivo in una zona abbastanza turistica e la gente comincia ad essere, cioè c'è il sole, ci sono 25 gradi, quindi comincia a fare le file in pizzerie, a take away eccetera eccetera, e quindi le cose stanno cambiando. Io dico, contate che noi siamo un paio di settimane indietro all'Italia e che anche se la Gran Bretagna non lo fa vedere, ci stanno copiando alla grande, nel senso che vedo che stanno prendendo come esempio l'Italia abbastanza seriamente. Quindi secondo me le fasi sì, noi purtroppo siamo partiti col vantaggio da quel punto di vista, per cui quello è. Luca, io ti ringrazio, spero di vederti prestissimo. Io l'altro anno sono stato ospite del Festival di Luca, che è fantastico, mai avrei immaginato che quello prossimo, anche volendo, sarà difficile, però magari io anzi mi auguro che tu lo farai, insomma, eppure senza distanziamento, perché abbiamo risolto tutto. Senti, ciao Luca, grazie mille del tuo preziosissimo intervento. Grazie a voi, piacere di conoscerti Massimo. Grazie veramente. Anche per me. Grazie. Ciao. Allora, mi devo staccare un attimo, caro Testoni, perché devo chiamare un nostro ospite che sta avendo un problema, quindi allora, mentre tu ti stacchi, io ti tolgo proprio, io vado a intervistare le prossime nostre due ospiti. Che meraviglia, okay. Poi rientro. Ok, ciao Massimo, a dopo. Ciao. Allora, dunque, le prossime ospiti sono, quando si parla di musica, si cerca sempre, si pensa sempre ai musicisti, agli strumentisti, ai compositori. In realtà non è così, perché all'interno di questa enorme filiera che sono quella della musica ci lavorano uffici stampa, tour manager, road manager, negozianti di dischi, agenzie, booking, la qualsiasi. Allora,
Parliamo adesso con due professioniste di questo settore e sto parlando di, eccola qui, Lorenza Sciomoghi Bianchi, che è un ufficio stampa, e Lara Maroni, che è una... Lara, dillo te quello che sei, perché è difficile. Tante cose tutte insieme, perché nel mondo della musica è difficile farne una quando lavori dietro le quinte, capito? Sì. Quando ti metti a curare un artista tutto tondo, finisce che fai manager, tour manager, road manager, ufficio stampa, insomma un sacco di cose tutte insieme. Okay. Infatti noi lavoriamo insieme anche molto spesso e sempre più assiduamente. Esatto. Allora, la prima domanda che faccio a entrambe è questa. Allora, noi si sa, chi fa musica, ci siamo fermati, cioè sostanzialmente vedo pochissime persone, pochissimi musicisti che lavorano, se non in studio di registrazione. Io in questo caso sto parlando ovviamente dell'attività live. Ecco, voi credo che il grosso del vostro lavoro è fatto con musicisti, è fatto per musicisti che magari fanno del live una loro fetta importante della loro professione. In questo periodo di lockdown, come è cambiato il vostro lavoro, se è cambiato e se si è trasformato magari in qualche altra cosa di inaspettato? Ditemi voi. Io inizierei da Lorenza, ufficio stampa. Io proprio così. Ok, va Esatto. bene. Beh, inevitabilmente poi Lara parlerà anche direttamente, perché lei fa un'assistenza più diretta proprio anche alle band, e questo ha voluto dire inevitabilmente assisterle in tutti i discorsi di dirette, mica dirette, di tutta quella vita che è stata prodotta per far capire che il musicista c'è, è vivo, è vegeto e respira in mezzo a noi. Come studio inevitabilmente abbiamo cercato comunque di approfittare del momento per approfondire tutto il mondo dell'online, che sono i social, che sono le opportunità che queste offrono, ma anche di combattere una battaglia a fianco degli artisti per cercare di capire delle vie che possano garantire loro la sopravvivenza. E quindi inevitabilmente questo ha significato riaprire un grosso capitolo, che è quello dei diritti del lavoro, del fatto che la musica troppo spesso è una gratuità che non corrisponde alla realtà, perché comunque tutti noi insieme produciamo una fetta importante del PIL nazionale, che non può essere misconosciuta. Ricordo che tutto il comparto artistico culturale corrisponde al 6,1% della forza lavorativa in Italia, cioè non esattamente l'ultimo dei settori, tutto quanto insieme, non solo il musicale. Siamo spesso liberi professionisti, quindi siamo quelli che lavorano, si caricano sulle spalle la previdenza, si caricano sulle spalle i buchi che ci possono essere, l'attesa dei finanziamenti che arrivano, bandi che vinci oggi e prendi dopo 2 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E a questo punto sentirei anche Lara, sempre la stessa domanda. Cosa è cambiato nel tuo lavoro in questi 3 mesi e passa di lockdown duro? Diciamo che inizialmente c'è stata una sorta di shock vero e proprio, perché ha significato fermare, anche perché rispetto a Lorenza, come Lorenza diceva, il mio ruolo è molto più sul campo, no? Quindi con gli artisti, anche nel seguirli, soprattutto per quello che riguarda tutta l'attività live, la produzione, gli eventi, concerti, progetti che comunque si svolgono più sul campo, sul palcoscenico. Sì. Il classico lavoro dietro le quinte che quando vedi in scena uno spettacolo, un concerto, c'è dietro. Quindi, come dice Lorenza, abbiamo in qualche modo provato, soprattutto con tutti quegli artisti che hanno voluto, dopo questa sorta di vero e proprio stop totale, mettersi in gioco in un modo nuovo per non far sparire quello che poteva essere il loro messaggio, la volontà di dire, di farsi sentire vicini ai propri fan, al proprio pubblico, alla community che hanno nei loro social, capire quali potevano essere i modi per continuare ad interagire con il proprio pubblico. Quindi ci siamo proprio anche messe
a studiare, a fare tentativi, contatti continui con gli artisti stessi che si mettevano, diciamo, in gioco con noi per creare video, comunicazioni, interazioni, ecco, sostanzialmente tutto questo lavoro qua legato proprio al mondo online che spesso, soprattutto per certi tipi di artisti, era ancora un po' distante, no? Quegli artisti che vivono particolarmente del contatto con il pubblico, del concerto dove tu sei proprio lì sotto a... certo, proprio direttamente lì. Però io, Lara, so che tu non hai smesso di avere contatti con i tuoi artisti e mi sembra di aver capito che ce n'è uno proprio lì molto vicino. In particolare oggi, adesso noi siamo stati molto bravi, guarda, faccio vedere una cosa, abbiamo il metro. No. Allora. Di distanza e diciamo così un metro affossato, un pochino... Allora stiamo parlando con Salvatore, un metro teso, va. Lo faremo diventare, diciamo, 70-80 centimetri, se no non c'entriamo nello schermo. No, allora ci siete tutte e due benissimo. Allora stiamo parlando con Salvatore del parto delle nuvole pesanti, solo che in questo momento appari col sottopancia di Lara Maroni. Io mi dispiace. Noi musicisti cosa contiamo? Niente, è giusto che sia Senti Salvatore, io una domanda te la voglio fare proprio a te che rappresenti invece il musicista a tutti i livelli e soprattutto un musicista che fa parte di un gruppo, appunto, al Parto delle Nuvole Pesanti, storico nella scena italiana e soprattutto molto attivo nel live. E quindi metto proprio il dito nella piaga. Che cosa è cambiato in questi 3 mesi e soprattutto che prospettive vedi per il futuro? La prospettiva, se si può vedere, è questa qui. La prospettiva? L'alcol. È l'unica prospettiva. Qui magari non si riesce a vedere, sì. Cioè, per esempio, mi sposto, vedete in prospettiva tutto l'alcol che ho messo, diciamo, di cui mi sto occupando ultimamente, con un buon risultato, devo dire. Cioè non Senti Salvatore, però veramente al di là dell'umorismo, che poi tanto umorismo non è, perché magari, allora io però ti chiedo, in questi 3 mesi di lockdown, che penso che nessuno nella vita si aspettava un'esperienza del genere, no. Ecco, come gruppo avete continuato a produrre anche solo mentalmente? Siete riusciti a fare qualche cosa anche dal punto di vista creativo? Cioè, io ho parlato con tanti musicisti che non gli veniva proprio nulla da fare, voi invece in questo senso? È un peccato, cioè me le devi far riconoscere questi artisti che non si sono fatti venire un'idea, perché c'era tutto il tempo per farsi venire le idee, guarda, c'è stato un sacco di tempo e quindi io ne ho approfittato davvero, al di là delle battute, cioè ho approfittato di questo periodo per fare soprattutto per portare avanti quelle idee che lasciavo sempre indietro, no? Perché c'era sempre da correre, sempre da andare a fare i live, finalmente tutti questi live che non abbiamo fatto, cioè che bello rimanere a casa, riposarsi, pensare, riflettere sulla vita, sulla musica, in modo tale da avere anche le idee più chiare, per esempio anche cose diverse che si possono fare, immaginare come si fa in Oriente, no? Che quando arriva una batosta, una legnata, una crisi, subito quelli non è che stanno così a menarsela come facciamo noi in Occidente, quelli subito quella crisi la trasformano in un'occasione per andare avanti nella vita, per scoprire nuove cose, no? E così un pochino ho sperimentato io. E quindi, per esempio, è nata un'idea di fare un reading proprio sulle pestilenze, no? Ci siamo andati a leggere un po' di libri su quelle che sono state le storie delle epidemie e abbiamo trasformato le pagine del libro di Albert Camus, La peste, in un reading di letture e musica e l'abbiamo fatto diventare uno spettacolo che adesso lo so che diciamo si paga per
per rappresentarlo adesso, perché i musicisti tutti quanti sono buttati adesso su queste cose, no? E quindi specialmente in teatro sono i musicisti e gli attori che pagano i teatri per poter rappresentare, per esempio, La peste del Bergamio. Però comunque è stata una cosa diversa, una cosa che probabilmente non avremmo mai fatto. E anche l'avere interpretato musicalmente questo momento l'abbiamo fatto pure, perché abbiamo fatto addirittura una canzone che Aria Tira, che era del 2013, l'abbiamo reinterpretata sulla base di un testo di oggi, che Aria Tira oggi, no? E quindi è stato uno sforzo creativo non indifferente. Tant'è che per esempio il testo di questa canzone è stato ripreso da come dire, professori universitari di arte, sociologi, eccetera, e l'hanno fatto diventare la storia di questo periodo insieme ad altri scritti creativi, fotografie, eccetera, eccetera, che è diventato una bella pagina, diciamo, online, e anche un libro probabilmente. Quindi in sostanza questa pausa forzata è stata pure per voi un'opportunità e un momento di riflessione, voglio dire, su anche forse qual è il vostro ruolo, perché certo prima non ti veniva in mente di fare un lavoro sull'epidemia, immagino, prima della... Quindi... Io non sapevo nemmeno cosa fosse l'epidemia. mi ero fermato da bambino, che quando c'era al massimo gli orecchioni, non mi ricordo che deve aver avuto. Sono cresciuto un pochino. Però poi che ho avuto la scabbia, queste cose qui, che in famiglia c'eravamo tutti scabbiati. Ok. Questa qui è un po' pesante. Allora, io faccio rientrare Massimo Privitera, che nel frattempo è tornato, e vorrei chiudere questo nostro contributo con Lorenza, facendo una domanda a Lorenza, e cioè a proposito di, noi abbiamo sentito adesso dal Galles, dall'Inghilterra, dalla Germania, quello che sta facendo i loro governi nell'ambito del sostegno per lo spettacolo e via discorrendo. Tu che cosa pensi sia una giusta manovra, un giusto sostegno che potrebbe dare questo decreto rilancio, dove noi non ci siamo, però se ci fossimo, che cosa ci dovrebbe essere scritto come emendamento? Dove bisognerebbe puntare? Ma secondo me questo deve diventare finalmente l'occasione per capire che la cultura, quindi di riflesso lo spettacolo, la musica, sono una parte integrante nella formazione del cittadino medio. Questo si è perso, per cui le regioni propongono bandi alle associazioni in cui bisogna rendicontare l'implemento del turismo sul territorio. No, la cultura deve essere un valore meravigliosamente a perdere, perché è un qualcosa che serve per far crescere la persona. Quindi bisogna tornare al vecchio tempo in cui le amministrazioni pubbliche investivano nella cultura, che sia nello spettacolo, che sia far entrare l'arte direttamente con i ragazzi nelle scuole, che sia tutta una filiera, e non so si possa fare in questo emendamento, ma sicuramente se ne potrebbero vedere almeno i cenni di una piccola volontà, per far diventare, ripeto, la cultura e di riflesso lo spettacolo non come intrattenimento, ma come elemento di crescita, perché comunque produce reddito, produce cittadini consapevoli diventano consumatori consapevoli, utilizzatori dell'ambiente, della casa comune consapevoli, è tutto un contaminarsi di bellezza. Sarebbe un bel circolo virtuoso, in sostanza, quindi... Assolutamente sì, ma il concetto dell'economia circolare, in fondo, è anche questo, no? Cioè quello di creare un A che va a B, che va a C, che poi alla fine torna. Ecco, questo dovrebbe essere. Purtroppo ci sentiamo dire che con la cultura non si mangia, ancora oggi i musicisti si sentono chiedere che cosa fai? Il musicista sì, però di lavoro che cosa fai? E lo stesso vale anche per noi quando facciamo comunicazione. Io credo di aver percepito una bruttissima sensazione in questo periodo, quello che proporre il nostro lavoro fosse una forma di quasi sciacallaggio, no? Perché la comunicazione serve e quindi siamo una filiera che qualcosa può andare a racimolare, facendosi un paiolo spaventoso, perché poi comunque questi artisti noi
li amiamo e abbiamo scelto di fare questo lavoro non certo per i soldi. Invece non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Tutto quello che si fa nella vita è lavoro. Non esistono artisti, esistono lavoratori dello spettacolo. Sì, infatti se dal punto di vista Scusate, mi son fatta prendere. se dal punto di vista politico si iniziasse a parlare più che di artisti, di lavoratori dello spettacolo, si capirebbe molto meglio. Allora io ringrazio tutti quanti, ringrazio Lorenza Sciomoghi, ufficio stampa, ringrazio Salvatore del Parto delle Nuvole Pesanti, ringrazio Lara Maroni che non ha detto lei quello che fa perché fa tutto in sostanza, ma mi occupo di musica che va bene per tutti. Okay. Non ti vergognare, Lara. Allora, sì, assolutamente. Diciamo allora, che la scritta, la musica e il lavoro nel mio ufficio campeggia da anni, non è servito il lockdown per ribadire. Guarda, io avevo fatto questo sotto pancia, guarda un po' se ti piace quello che c'è scritto. Era Artist and Event Manager. È vero. Okay. Va bene. Grazie a tutti, noi continuiamo. Ciao a tutti. Ciao. Allora, come siamo? Io sono stato via, ma in realtà non ero via, ero dietro le quinte. Lo so. Queste quinte. Lo so. Allora, dunque, noi abbiamo adesso, si va da fantastiche donne ad altre fantastiche donne. Le prime erano based in Italia, invece adesso andiamo based in Canada. Ciao Daniela. Ciao, buongiorno. Ciao. Daniela Nardi, allora è una mia amica carissima che conosco, io dico sempre a lei, la conosco dai tempi di MySpace. Mamma mia, è vero, cazzarola. Allora, ciao Daniela. Si impegna con i social. Esatto. Allora, dunque, Daniela Nardi, dunque, come potete vedere e sentire dal suo nome, le sue radici sono ben precise e da quanto ho capito poi Daniela ci tiene particolarmente alle sue radici. Allora, Daniela mi ha chiesto, chissà se sono pronta con l'italiano, ma mi butto. Quindi allora, Daniela, innanzitutto, ciao. Ci spieghi, tu oltre ad essere una grande artista, musicista, ma tu sei anche promoter, direttrice di festival, Espresso Manifesto, ci parli un po', tanto per cominciare, di che cosa fai in Canada? Sì, certo, allora sì, sono musicista da piccola e adesso in questi 6 anni sono più un direttrice artistico di un centro culturale qui a Toronto che si chiama 918 Bathurst, è proprio l'indirizzo del parco. E anche sto creando adesso un festival della musica italiana e spero di avere creare questo bridge tra Canada e Italia. Se ci fanno partire, sì. Esatto. Guarda, veniamo più che volentieri. Lo so. No. Questo tempo è veramente molto strano, molto difficile e non lo so, speriamo nel 2021 possiamo fare questo festival, però per dire queste sono le cose che sto facendo adesso. Ma senti, Daniela, faccio una domanda io che tanto poi frego Marco in contropiede. Bene. Sì. No. Visto che la situazione è quella che è, la stiamo vivendo in maniera quasi con molta ansia, per dire che facciamo finta che non c'è, ma c'è. Come la stai vivendo questo lockdown e che cosa ha causato lì da te in Canada e a Toronto nella special modo? Sì, allora dal 16 marzo siamo in lockdown, completamente in lockdown. I negozi, i palchi, i clubs, bars, tutti sono chiusi. Adesso però noi non abbiamo
i numeri come gli Stati Uniti o anche come Italia. Fortunatamente il nostro governo erano veloci in creare un modo di prevention e non abbiamo lo stesso numeri, però loro sono molto cautious, non so come si dice cautious, però molto prendono il tempo perché non vogliono fare crescere i numeri. E per questo siamo ancora nella fase 1, non siamo in fase 2. Allora, la settimana che viene aprono i negozi, i parchi ancora sono chiusi, non ci sono i festival questa settimana, quest'estate, e anche forse nell'autunno non abbiamo i festival. Allora non ci sono concerti, non c'è il cinema, solamente forse in agosto concerti aperti. All'aperto. Però non abbiamo niente adesso, molto 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 lento, stiamo andando molto lento, molto graduale, sì. Ma anche qui a Milano stanno riaprendo ora ad agosto, anzi da oggi riparte con la festa della musica, concerti al Castello Sforzesco, ma molto distanziati, solo all'aperto ovviamente. Sì. Senti Daniela, una domanda che ho fatto a tutti gli altri ospiti. Che cosa ha fatto il governo canadese come sostegno ai musicisti e in generale a tutto il settore artistico? Ok, allora prima non hanno fatto nulla perché non hanno pensato, non hanno capito cosa era veramente questo crisi, l'effetto sul settore culturale. Allora hanno creato si chiama Canadian Emergency Relief Bonus or Relief Fund, e per le persone che hanno perso il lavoro da Covid possono avere questi sostegni, questi funds, però non solamente, non specificamente per gli artisti o per i musicisti, solamente in genere. Per tutti. Per tutti. Però ha creato un problema, perché i musicisti, come noi sappiamo, il nostro lavoro è up and down, non è continuo, è intermittente. Allora, esatto. Non si può dire questo mese io ho guadagnato $2,000 o ho guadagnato. Hanno dovuto ripensare come si possono includere tutti. Includere tutti. Allora, devo dire, il governo sta ascoltando, vogliono fare la cosa giusta per il settore. Abbiamo un'association che si chiama Canadian Live Music Association e loro stanno parlando con il governo per farlo capire cosa noi abbiamo, il bisogno che noi ha bisogno di, sì. E questo qui vale per i musicisti, ma immagino anche per gli attori, sì, per gli artisti in generale. Esatto, per l'ambito. Però il governo ha creato un altro fund che non è solamente per il settore musicale, però per il settore culturale in genere, che forse noi musicisti possiamo accedere, sì. E ancora non hanno detto cos'è la criteria, però forse abbiamo qualcosa che noi possiamo. In Canada esiste un registro professionale degli artisti o dei musicisti? No, abbiamo il nostro SIA, SOCAN, il nostro Performing Rights Organization, come il tuo sindacato? No, per i diritti. La società di gestione collettiva, esatto. La SIAE, tipo la SIAE. Abbiamo questo, abbiamo i union, Musicians Union, abbiamo Canadian Live Music Association, però solamente queste organizzazioni, sì.
E un'altra domanda, visto che noi italiani pensiamo sempre che il famoso nero, i musicisti pagati in nero solo in Italia, in Canada, a noi ce lo puoi dire, tanto non ci sente nessuno. anche in Canada esiste questo modo? Che vuol dire? Che vuol dire al nero? Vuol dire senza fattura, without receipt. Sì, certo, come no? Allora, sì, certo. Sì. No, perché questo causa poi tanti problemi che uno non sapeva, cioè che adesso, quindi è questo che volevo sapere, cioè capire se è un cattivo uso nostro italiano, ma invece vedo che è ovunque. Quindi, ovunque, sì. Quindi ovunque. Yeah. Senti, allora, ci stai parlando del tuo festival? Sì. Anzi del tuo, come posso chiamare, spazio artistico, no? Che in questo momento immagino sia chiuso. È chiuso. Pensi che cambierà qualche cosa alla riapertura, quando riaprirà? Adesso ancora non sappiamo quante persone possiamo avere nello spazio. Adesso possiamo avere 10. Come possiamo fare qualcosa con 10 persone? No. Allora stiamo pensando di un tipo di hybrid, di live streaming, online, e un piccolo audience per vedere il concerto live. Però per l'autunno dobbiamo pensare più di fare qualcosa online, perché non sappiamo se possiamo avere un audience nello spazio. Ma online free o online a pagamento? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Io, per dire la verità, dovrebbe essere pagato, perché non è giusto che l'audience prendano l'arte senza pensare cos'è il valore, se dico bene. Capisco che per adesso online, il live streaming era una buona temporary solution, una soluzione temporanea. Però per il long term non è così. Dobbiamo trovare un modo che gli artisti sono pagati, e anche la produzione. La produzione non è facile, dobbiamo pagare tutti, allora dovrebbe essere pagato. È giusto, condivido. Senti Daniela, sempre dalla tua visuale, cioè canadese, prima noi abbiamo parlato con gli altri ospiti, io ho chiesto, ti sembra che in questo momento, dopo il lockdown, anzi durante il lockdown, da parte dei musicisti, degli artisti, ci sia più consapevolezza e meno divisioni per quanto riguarda l'importanza della nostra professione, di come si possa salvarla, salvaguardarla? Pensi ci sia di più o è come prima? Voglio essere una domanda molto dura. Voglio avere speranza che questa situazione ha creato un tipo di awareness, che noi ci siamo svegliati e abbiamo visto che la cultura, l'arte, la musica sono le cose importantissime nella nostra vita. Durante questo tempo, cos'è la cosa che noi abbiamo fatto? Subito su online per connettere con gli amici, poi la musica, poi la cinema, tutto. Allora spero che noi abbiamo visto che la cultura è molto molto importante. Sono un po' cinica, un po' cinica, perché in Canada noi vediamo che il nostro governo
sta creando questi funds, questi soldi, non lo so dove vengono, perché adesso c'è soldi per aiutare, però in un anno, in 2 anni, cosa fanno dopo? Dovrebbero fare un tipo di taglio. Sì. E improvvisamente non ci sono più questi soldi. E dove tagliano? E dove? Sempre a noi. Sempre a noi. Sempre a noi. Non voglio pensare così, però penso che sia la realtà. E io spero che tu ti sbagli, cara Daniela. Spero di sì, spero di sì, spero di sì. Allora, anche perché peraltro il governo canadese è un po' il faro del progressismo, quindi almeno così sembra da noi. Sì, no, è vero. Devo dire, loro veramente stanno ascoltando, stanno cercando modi di aiutare tutti. Devo dire, se ti piace Trudeau o no, si vede che loro stanno ascoltando. Ci stanno provando. Ci stanno provando. E allora cerchiamo di sfruttare questo momento, lo dico sempre, lo dico agli artisti italiani, lo dico anche agli artisti canadesi, facciamo uno sforzo di sfruttare il momento, senza divisioni, se è possibile, una volta tanto. Daniela, io ti bacio, spero di rivederti in Italia poi, peraltro, presto. In Italia e Canada. Ok. Noi siamo pronti per il bridge, noi non c'è problema. Perfetto. Io sono già sul bridge proprio. Perfetto. Ciao, grazie, baci. Ciao. Baci, ciao, grazie. Ciao. Allora, Marco, abbiamo con tutti anche i problemi del caso, ovviamente, della diretta, audio, collegamenti oltreoceano e nel resto del mondo, però dovremmo avere Andrea Guerra che ha avuto un grosso problema, spero, ma anche Rambaldo. Andrea Guerra c'è, vediamo se c'è. Andrea Guerra vedo tutto nero, però, aspetta, come mai? Perché? Sentiamo l'audio di Andrea? Aspetta, provo a farlo rientrare, vediamo. No, vedi? Perché non era difettoso. Ha avuto un allagamento non so dove, è dovuto scappare da casa. Un allagamento? Sì, un allagamento di studio, non so dove. Vediamo, mi sta scrivendo, tra mezz'ora sono in un posto più stabile. Quindi ok, allora direi allora se sei d'accordo, vediamo un attimo chi è il prossimo. Allora, il prossimo andrei in Australia. Allora, da Pino Ambrosio, eccolo qui. Ed è da qua, perfetto. Ciao Pino. Ciao Pino. Ciao Massimo, ciao Marco. Senti, che ora sono adesso lì a Sydney? Vuoi saperlo? Sì. Ti abbiamo svegliato. No, i miei amici mi chiamano vampiro, non ti preoccupare. Vabbè, perfetto. Hai una figura un po' vampiresca dietro il quadro, non si capisce bene. Si vede, Nine Inch Nails. Ah, vabbè, meraviglioso. Che ora è in questo momento? Le 2:22 del mattino. Io sono già a lunedì. Hai presente quando fanno vedere il Capodanno in tutto il mondo, no? Che loro sono i primi. No, New Zealand è prima, poi dopo voi. E poi dopo voi, ok. Bene. Senti Pino, allora, siccome se non vorrei che cascassi dal sonno lì, allora ti faccio delle domande che sono quelle che abbiamo fatto agli altri. Allora, la prima domanda in generale è voi avete anche voi in Australia subito il lockdown e se sì, da quando e come? Allora, anche noi siamo stati tra i primi con la New Zealand di fermare tutti i confini, per cui abbastanza bene. Se pensi che i contagiati in tutta l'Australia sono ad oggi 7.000 e qualcosa, i morti non più di 160. Allora abbastanza bene. Però chiaramente abbiamo avuto anche noi un lockdown, negozi tutti chiusi, pub, music venues e via dicendo, per cui tutto chiuso.
Però è stato più tranquillo, cioè ci siamo mossi abbastanza liberamente, anche perché in 22-24 milioni in tutta l'Australia abbiamo molto spazio, per cui non stiamo vicini a toccare. Senti, ma invece dal punto di vista artistico, dello spettacolo, delle attività live, concerti, teatro e cinema? Tutto morto, tutto morto. Nel senso, proprio. tutto chiuso? Tutto chiuso. Però oggi, guarda, oggi sono un po' nevrotico perché abbiamo avuto un'altra conferenza con Musician Australia, che sarebbe un sindacato, e tra le domande che tu hai fatto prima agli altri ospiti, c'è questo ricongiungimento di tutti gli artisti. Quando intendo artisti o lavoratori dello spettacolo, intendo, capito, dal tecnico del suono a chi porta gli amplificatori sul palco, tutti proprio. E vedo che ci stiamo amalgamando finalmente, no? Infatti sono state fatte delle proposte a livello sia federale, ma anche e soprattutto noi adesso, perlomeno dove lavoro, dove partecipo io qui nel New South Wales, oggi proprio è arrivata questa notizia che il New South Wales Government ci ha fatto, probabilmente adesso ci farà fare un programma che si chiama The Great Northern Nights. Allora, le bellissime notti della parte sud dell'Australia. Per cui ci darà spazio in tutti, tipo Royal Botanic Art Garden, tutti gli spazi aperti, parchi e tutto quanto, per fare 1000 concerti in parchi, in spazi aperti, chiaramente, perché è impossibile oggi come oggi. Noi, la nostra distanza sociale in un club è di 4 metri quadrati a persona, per cui puoi capire, le produzioni non riuscirebbero 4 metri. Beh, è veramente a fare soldi per niente proprio, cioè non ci sarebbe un ritorno economico minimamente. Ma da quando è che è chiuso tutti i teatri, cinema? Allora, io sono rientrato qui in Australia, tra l'altro da Roma, ci siamo pure incontrati, quando è stato il 27 o il 28 gennaio, sono stato fortunato a non rimanere fermo in Italia, sinceramente. Una settimana dopo rimanevo fregato anch'io. È iniziato tutto verso la metà di febbraio. La metà di febbraio. Sono stati molto veloci, sì. Chiaramente noi abbiamo molto business con i cinesi qua, per cui cosa ha fregato un po' l'Australia sono state le crociere, per cui le grosse cruise ship che sono arrivate piene di americani o da parte di tutto il mondo. E il nostro contatto con i cinesi, molti manager che fanno su e giù tra Cina e Australia, per cui è entrato così il Covid. Esatto, l'hanno fermato subito. Pino, ti faccio una domanda, scusami. Prego. Ma quali misure sono state prese da voi in Australia, dal governo soprattutto, in sostegno al comparto musicale? Ecco. Guarda, nota dolente. No, dolente e non dolente, no, devo dire, cioè il governo veramente penso che fino ad oggi ha già immesso qualcosa come 400 bilioni di dollari in generale per il momento, per cui la gente ha dato allora 2 assegni a ogni cittadino di $750, il primo che è stato verso maggio, se non sbaglio, maggio, e poi adesso a giugno, a luglio, i primi di luglio daranno altri $1.500, questo in generale. Per tutti i cittadini. Per tutti i cittadini. Per quanto, perché chiaramente molti, cioè, disoccupazione anche qua, tutti i negozi chiusi, potete immaginare, senza che ripeto tutto quello che hanno già detto gli altri. Però c'è una cosa per quanto riguarda la musica. Allora, come voi ben sapete, dico, cioè, chiaramente chi lavora in questo mondo, dico, lavora con diverse produzioni. Il governo purtroppo non ha pensato a questo. Che cosa è successo? Allora, se tu per esempio, non so, sei lavori un dipendente del Fox Studios,
per esempio, è uno dei più grandi studi che stanno qua, cinematografici, audio e via dicendo. Chiaramente sei un dipendente a full time e lavori per molto tempo. Allora, se tu non lavori, allora il governo australiano ha detto, tu devi essere dipendente, scusate, sono ritornato a parlare in inglese, per cui ritornare a parlare però mi sembra di aver capito che è un po', ricorre un po' in tutti gli altri, cioè se tu sei in regola e fai parte come lavoratore fisso e fai parte di un'orchestra, di un organismo, vieni tutelato. l'80% del tuo stipendio stando a casa. Esatto. Se invece sei un lavoratore intermittente, cioè... sì, che lavori con diverse produzioni, capisci? Lo sai perfettamente, no? Fregato. Per cui sono rimasti fregati, sì. Sì, quindi allora una cosa che si può dire, siccome sono più della metà, almeno in Italia sono più della metà i lavoratori, diciamo così, intermittenti rispetto a quelli in qualche modo regolarizzati, ma non è il termine giusto, perché sembra che gli altri non sono regolari, intermittenti rispetto a quelli continui. È evidente che tagli fuori una fetta enorme molto più della metà, anche qui, credimi, anche qui. Sì. E a questi, ai musicisti invece, diciamo, quelli, i lavoratori continui, gli orchestrali, i dipendenti Fox, è stato dato qualche cosa o semplicemente quello che da noi è la cassa integrazione? No, qui si chiama job keeping, cioè mantieni il tuo lavoro. E come ti ho detto, capito, varia da diversi parametri, comunque il minimo è sempre tra il 70 e l'80% del tuo stipendio che ricevevi prima, continui a prenderlo, però pagato dal governo. Perlomeno il governo paga il Sydney Opera House, per esempio, capito? Il Sydney Opera House paga i suoi orchestrali, tecnici e via dicendo. Una domanda che ti faccio, perché ha a che fare, ahimè, con un nostro vecchio amico che in questo momento non c'è più, e parlo di Massimiliano Di Loreto, che viveva anche lui in Australia. Io mi ricordo a Melbourne, mi ricordo che quando tornò mi diceva che lui lavorava come street artist, anche come musicoterapeuta, se non vado errato, ma soprattutto come street artist, e mi diceva che, credo più di 20 anni fa, gli street artist in Australia sono regolamentati, cioè hanno la loro via, il loro orario dove possono andare. Mi confermi tutto questo, che esiste anche adesso, Pino? Sì, esiste anche adesso, no? È molto regolamentato questo. Tu vai al tuo comune di residenza o il comune dove tu vuoi suonare, vuoi fare questa performance, basking, quello che vuoi. Sì. Ti danno un permesso, cioè un regolare foglio nel caso che un poliziotto passa e te lo chiede, perché lo sanno che esiste questa regolamentazione. Tutto, paghi le tue tasse, paghi tutto perfetto. Su questo sì, devo dire che molto molto meglio. Sì, ma me lo ricordo che insomma da questo punto di vista si è davanti e già da un pezzo, ecco, ripeto, non è una cosa... Sì, da tanti anni, cioè ormai ti parlo, io sono 31 anni che sto qui in Australia, per cui minimo, io quando sono venuto a conoscenza di questo sono 18 anni fa, per cui sì. Senti, io so che tu per molto tempo nella vita hai fatto il didatta, no? Sì, allora, ebbi la fortuna di incontrare chi deteneva la cattedra del Creative Arts qua a Wollongong, dell'Università di Wollongong. Gli feci un suo show, anche un pittore, fa audiovisivi e via dicendo, mi chiese la musica per ambient music per il suo show. Feci questa, gli piacque molto, devo dire, e per cui mi fece la proposta, diceva: perché non vieni a lavorare per quanto riguarda il sound designer all'università, cioè stai il mio braccio, non proprio braccio destro per l'audio, diciamo, come chiamava così, okay. E fare da tutore ai suoi studenti.
Per cui è stato molto bello per me, molto bello per due motivi, perché era un'entrata fissa, tu sai che questo è stato favoloso, sì, però lavorare con i giovani ti accorgi che ci stanno tanti genietti in giro, veramente è incredibile, e ti danno tanta, cioè ti sviluppano anche la tua creatività, capito? Perché è un continuo spingersi, no? Sì. E oltre ponte. A tal proposito, Pino, ma come consideri la didattica online, visto che ultimamente con tutta questa situazione abbiamo dovuto farne tutti abuso, in un certo qual senso? Esatto, nel caso di questa facoltà è stato un po' un problema, perché chiaramente è molto tecnica, noi abbiamo degli studi favolosi, capito? Per cui fare queste cose a casa, diciamo che è stata soprattutto incentrata sullo studio dei software. Perché il sound design da remoto la vedo difficile. Impossibile. La vedo veramente difficile. Vabbè, qualche cosa con qualche problema di connessione può creare un suono. No, bellissimo, sicuro. Pensa, io iniziai a creare dei suoni, dico, dopo aver fatto uno stage, non so se voi vi ricordate, forse tu Marco, al Museo d'Arte Moderna, quando Bradianino fece una mostra su luci, colore, poi dopo c'è stato uno stage a cui ho partecipato e lui mi ha proprio perso il cervello, cioè io iniziavo a casa a rompere i bicchieri, registrarli, passarli al sintetizzatore e creare dei suoni proprio. No, io ho capito che il sound design è una malattia, io lo dico, cioè se uno entra dentro diventa veramente, è una malattia. Hai molti proprio, spazi. Esatto, sì, che crea dipendenza, quindi questo è... Sicuro. Senti Pino, io ti saluto, che andiamo avanti col giro del mondo. No, io ti ringrazio perché il tuo contributo è stato preziosissimo per sapere che cosa succede all'antipodi dell'Italia, e quindi grazie mille Pino. Però poi voglio dirti una cosa su una domanda che tu hai fatto agli altri ospiti. Allora, anche qui esiste il pagamento in nero, per cui tutto il mondo è paese. Cioè non Seconda cosa, si sono inventati un trucco adesso, cioè quasi tutti i locali, the music venue, dove appunto vai a fare concerti come cantante, come gruppo e via dicendo, adesso ti offrono, capito, un video, capito, 2 o 3 postazioni camera, chiaramente però, di riprese video in sostanza. Sì, esatto, e non ti vogliono pagare. Bene. Io vedo io vedo una cosa, su una cosa è certo, tutto il mondo, per motivi di cui varrebbe la pena fare una puntata sola, il musicista non viene pagato, cioè questa cosa non salta nessuno di chiedergliela a un idraulico ma al musicista, all'artista sì, è tutto il mondo. Questo ci deve dare da pensare, perché se uno pensa che sia solo un cattivo uso italiano, poi vedo che me lo smentiscono tutti. Pino, e con questa tua notizia che ci rende più felici ti dico, io ti ringrazio, buonanotte. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Ciao. La cosa che mi fa impazzire di più con tutte queste affermazioni di tutto sto nero nel mondo è che a noi sembra che dobbiamo elemosinare i soldi che chiediamo, che è una roba veramente... no, ma comunque voglio dire, una cosa la possiamo dire, la vecchia cara mal comune mezzo gaudio, vedo che ovunque, ma adesso allora andiamo su un altro ospite, l'ultimo degli ospiti che lavorano in terra straniera, e cioè la Francia, e alludo a... Eccolo qui, Rambaldo degli Azzoni. Ciao Rambaldo. Ciao. L'audio si sente? Sì, no, tra l'altro avevo anche un problema con la sovrapposizione dell'audio da Facebook, quindi sentivo
10.000 voci, adesso va tutto bene. Adesso va tutto bene. Senti, Senti, per fortuna da Rambaldo non sono le 2 di notte. no, Rambaldo. Sento piano, Massimo lo sento pianissimo, vabbè. no, che proprio Massimo si deve avvicinare. Senti, però la domanda te la faccio io, te la faccio subito e non se ne parla più. Normalmente la lasciamo per ultimo, ma visto che l'ultimo Pino ne ha parlato adesso, il famoso nero, le fatture, le non fatture, il pagamento dei musicisti in nero nei locali e in generale negli eventi e via dicendo, esiste anche in Francia? Guarda, è chiaro che ci sono, per esempio in una città come Parigi ci sono un'infinità di micro eventi nei piccoli ristoranti, piccoli locali, caffè, cose, ce ne sono tantissimi. E sinceramente io non so fino in fondo, è evidente che moltissimi musicisti che sono intermittenti di spettacolo hanno bisogno comunque di avere, voglio dire, dichiarata una prestazione per poter ottenere il numero necessario per avere poi il salario minimo. Quindi credo che questo faccia in modo che ci sia comunque una necessità di dichiarazione. Il discorso del nero in generale in Francia è infinitamente inferiore all'Italia, questo è sicuro, perché da tantissimo tempo si utilizzano molto di più i sistemi di pagamento digitali, cioè, c'è proprio un gap enorme da quel punto di vista. E c'è anche un limite rispetto al contante che è bassissimo, adesso credo sia 300 euro il massimo che si possa pagare in contanti, insomma, quindi sicuramente da quel punto di vista credo che non ci sia una grande differenza. Probabilmente perché proprio è per un meccanismo di differenza strutturale, proprio perché c'è una struttura che funziona meglio di gestione del settore e fa sì che sia più anche meno utile anche magari fare del nero. Questo è probabilmente in Italia, quando si parla ora in Italia di digitalizzare, di banda larga, di cose, del fatto che la fibra non so, 20 anni è in programma e poi non arrivi mai, è proprio il fatto che non ci sia questa organizzazione strutturale, fa sì che poi tutto sia gestito in emergenza, quindi facendo tutti gli slalom del mondo. Quindi dal punto di vista strutturale, organizzativo, la Francia è anni luce avanti rispetto all'Italia. Penso anche alla SACEM rispetto alla SIAE, che anche magari ha fatto un po' di passi avanti li ha fatti la SIAE negli ultimi anni rispetto mi ricordo il suo primo impatto con il digitale fu drammatico, perché non ci capivano proprio nulla, cioè quindi non comprendevano in che modo comunque valorizzare una cosa che comunque avrebbe preso piede per forza, e quindi andavano a penalizzare addirittura, non so, il mettere dei file audio nel proprio sito, ti facevano pagare delle cifre incredibili se mettevi i file audio di tue produzioni per farle conoscere. Ora se andiamo a vedere quello che è chiaro che sì, stando qui si nota questa enorme differenza, proprio che viene probabilmente da un lavoro che arriva da lontano, cioè qui c'è stata comunque una legge sulla musica fatta all'inizio della prima presidenza di Mitterrand, quindi parliamo dell'inizio anni 80. Infatti. Rambaldo, a tal proposito, scusami, ti volevo dire una cosa che io mi ricordo che addirittura Walter Veltroni nel primo governo Prodi nel 96 a quell'epoca tentò di fare un lavoro del genere, ma non c'è riuscito. E fece moltissimi incontri, dibattiti, cose del genere, poi rinunciò. Sì, se non vado errato, quando c'era la Melandri come ministro era ministro della cultura, era Veltroni. Melandri fu ministro dopo, ma ci riprovò, forse era il momento in cui ci siamo arrivati più vicino. Massimo, tu volevi chiedere una cosa? Volevo chiedere a Rambaldo, domanda che abbiamo fatto a tutti quanti gli ospiti fino adesso, la situazione del lockdown, cosa ha causato all'ambiente musicale, allo spettacolo
in Francia da te? È chiaro che, tra l'altro in una città come Parigi, dove c'è un'infinità di eventi, cioè impressionante, è chiaro che ha avuto un impatto fortissimo, perché tra l'altro da un giorno all'altro, qui praticamente fino a un certo punto, fino al 12 marzo, quando in Italia c'era già la fine del mondo, c'era come una specie di non considerazione della realtà, come dire, gli italiani sono dei disorganizzati, cose varie e tutto, quindi a loro capita, qui non capita. Poi improvvisamente in 3 giorni, il primo discorso del presidente Macron che dice da lunedì chiudono le scuole, poi il giorno dopo cos'era, il sabato addirittura i ristoranti e cose gli hanno dato un preavviso di 4 ore, credo, proprio assolutamente da panico. E poi hanno fatto le elezioni comunali comunque la domenica, che sicuramente ha creato problemi non da poco, e poi hanno cominciato il lockdown, il confinement il martedì successivo, che è finito poi l'11 maggio, diciamo che l'11 maggio ha cominciato a diminuire. È chiaro che l'impatto è fortissimo, però sempre secondo me per il fatto che c'è una organizzazione che è completamente diversa in questo campo, proprio nel campo dello spettacolo, c'è una struttura enorme che in Italia non esiste. Ci sono ma solo a Parigi o tutta la Francia? Cioè, si respira questo tipo di attenzione allo spettacolo? Io non la chiamerei neanche attenzione poi alla fine di tutto, è proprio un meccanismo per cui, voglio dire, cioè, diventa un interesse collettivo, insomma, è proprio è la struttura che funziona, ci sono gli strumenti per far funzionare le cose. Cioè, voglio dire, i famosi, per esempio, la SACEM ha messo in campo un sacco di aiuti per autori, compositori, editori, sia aiuti a fondo perduto che con soldi dello Stato e anche con soldi del proprio bilancio, e poi anche, per esempio, anticipi sulle future rendicontazioni di diritti, quindi un acconto che viene dato chiaramente da restituire poi in seguito, però a tasso zero, e ci sono moltissimi, ma proprio perché esiste già una struttura, cioè io la differenza enorme che vedo è quella, perché poi da un altro canto vedo altre cose completamente diverse. Cioè, quindi c'è un sostegno effettivo, cioè tangibile, non è come da noi che... Ma però è in tutti i campi, non è solo in questo, voglio dire, anche a livello di stato sociale, di sicurezza sociale, di aiuti alla famiglia, di tutto quello che ti pare, esistono tutta una serie di dinamiche. Perché è ben organizzato, cioè qui praticamente internet è stato la Francia ha cominciato a usarlo molto prima dell'Italia. Tra l'altro prima con uno strumento che era una specie di internet che veniva dai militari, che si chiamava... sì, lo ricordo, sì. Però le persone hanno cominciato ad utilizzare uno strumento per poter richiedere una serie di informazioni, è una rete comunque, l'hanno cominciato a fare all'inizio degli anni 80, quindi voglio dire 15 anni prima. Senti, adesso in questo momento i teatri, cinema, club, concerti, auditorium sono chiusi in questo momento? Cioè, diciamo che qui c'è l'emergenza sanitaria, è stato d'urgenza sanitario che finisce credo il 10 luglio. Dopo quello in teoria cambia molto, però so che per esempio adesso per la festa della musica hanno riaperto l'Accords Hotel Arena, che sarebbe il Palais Omnisport, insomma è un palazzo dello sport di 13.000 posti, che normalmente tiene 13.000, l'hanno fatto con 2.000 persone, credo oggi o ieri, un primo concerto. Mentre i piccoli club, teatri... Per esempio a Parigi in questo momento credo che addirittura i tanti luoghi dove si fa la musica, per esempio ristoranti e cose del genere, dove si fa anche della musica, hanno potuto aprire solo le terrazze, le parti esterne, non le parti interne. Non ho idea se questa cosa cambia adesso, forse addirittura da lunedì non ci sia più.
credo che stiano riaprendo anche altre cose tipo no, io ho visto che ho ricevuto molte mail di teatri che annunciano la riapertura, però chiaramente con quelle condizioni, cioè con una limitazione di posti, il distanziamento sociale anche lì, immagino. Limitazione di posti. Ho detto al Palais Omnisport, al Bercy, insomma, che è il secondo spazio più grande a Parigi di concerti al chiuso, forse il più grande, e tutto, hanno fatto una cosa con una capienza normale di 13.000 posti, ne hanno messi 2.000 a disposizione. Insomma, quindi un distanziamento pesante. Ingresso gratuito, insomma, era proprio un evento per dare il senso in occasione della festa della musica, che comunque in Francia è abbastanza importante perché è nata qui. Sì. Oggi credo questo concerto proprio a Bercy. Oggi credo che in questo momento, proprio anche dalla prossima settimana, stiano riaprendo teatri e cose, con credo la stessa dinamica che più o meno che c'è in Italia, comunque di limitazione e tutto. Senti, la domanda di chiusura che ti faccio è un po' quella che ho fatto prima a Daniele e a tutti quanti gli altri ospiti. Tu, come sai, diciamo il comparto musicale, musicisti, produttori, tutto insieme, non è mai stato compatto dal punto di vista della consapevolezza del proprio ruolo e via discorrendo. Tu pensi che questo della pandemia, del lockdown, può essere, soprattutto io parlo di qui noi in Italia, tu conosci la situazione qui in Italia, pensi possa essere, come posso dire, una base per poter rifondare un sistema migliore? Non lo so, non ho idea. Guarda, quello che io ho sentito molto in questa occasione, in occasione della pandemia, stando qui e tutto, ho sentito una distanza abissale fra le società, e quindi anche nel campo della cultura e della musica, dell'arte, fra le società degli stati europei, cioè tra l'Italia e la Francia, proprio una distanza che una volta non c'era. In questo momento proprio fortissima, proprio in mancanza di empatia, proprio di capacità di avere anche una relazione in occasione di una grande crisi e cose del genere, quindi di essere partecipi. Io in qualche modo seguo moltissimo, abbastanza quello che succede in Francia e anche quello che succede in Italia, e ho visto, cioè, voglio dire, non è come l'Australia che sta dall'altra parte del pianeta, ma in questo caso è a due passi, e questo vale anche per altri paesi europei, cioè non c'è sintonia. No, non c'è. Tra l'altro, voglio dire, lo posso dire, la Francia e la Germania, che sono i due paesi, diciamo, più organizzati in Europa, che la Gran Bretagna tra l'altro è fuori, comunque sicuramente sono più organizzati anche della Gran Bretagna, la Germania e la Francia, che hanno un progetto culturale molto importante, che è una televisione che si chiama Arte, che è una televisione franco-tedesca creata da Mitterrand e da Kohl tanti anni fa, insomma, visto che sono scannati per secoli e fino a poco tempo prima, serviva anche è una televisione che fa delle cose molto molto interessanti, produce un sacco di cose in tanti campi, nel cinema, nella musica e tutto, sia in Germania che in Francia. Però poi ti rendi conto che in realtà tra i due paesi non c'è nessuna relazione culturale. Io conosco, voglio dire, benissimo chi sta a Freiburg in Germania, a 2 passi da Strasburgo, veramente, che insomma è l'agenzia di un artista con cui ho molto lavoro e ho molto lavorato, che in Germania insomma lavora molto, non hanno nessuna relazione con la Francia, che è lì a 2 passi, proprio zero, non parlano, non conoscono neanche la lingua, proprio non c'è nessuna relazione. Forse questo è il maggiore handicap. Quando si parla di Europa si parla sempre di misure economiche, ma forse il più grosso handicap è il fatto che non si sono mai avviate delle vere relazioni culturali. Ci si è provato, ma in maniera molto... Posso dire una cosa? Io ho come l'impressione che purtroppo l'avvento di
di internet e lo sviluppo di internet attraverso tantissimi strumenti, poi come possono essere i social network o quello che vuoi, o la possibilità di far circolare, voglio dire, la musica, cioè la banda larga che permette di far circolare immagini e cose che insomma 15 anni fa insomma, erano fantascientifiche, se vuoi. Paradossalmente, secondo me, ha diminuito le relazioni, cioè io mi ricordo che tra l'Italia e la Francia c'erano relazioni incredibili, negli anni 60, 70, 80, anche 90, di artisti in Italia, tantissimi francofoni, anche italo-francesi o quello che vuoi, o di tantissimo genere, e anche in qualche modo dall'altra parte, anche se un po' meno, perché insomma qui c'è sempre, insomma, voglio dire, nei confronti dell'Italia c'è un senso di superiorità che viene da lontano e che fa fatica ad andarsene, che crea poi alla fine, limita delle opportunità, purtroppo. Questo è un problema proprio di formazione culturale. Ma questo è un vecchio problema, però. Io ci sto dentro fino al collo, è proprio la mia... Infatti, però l'impressione è che purtroppo internet, invece di aiutare queste relazioni, purtroppo le ha rese più difficili, perché ha esasperato delle dinamiche. Esatto, sì, poi soprattutto con la Francia, quindi che paradossalmente è un paese latino, e come ricordava Rambaldo, fino agli anni 90 c'erano dei rapporti intensissimi dal punto di vista culturale. Assolutamente, c'erano tanti artisti che cantavano sia in francese che in italiano, ma di grande livello, insomma. Voglio dire, Holiday, che qui era assolutamente un mito assoluto, che è morto 2 anni fa, e tutto. Insomma, in Italia ha avuto un momento di fama. Ma io mi ricordo anche l'Orchestre Nationale du Jazz, non so come si chiama, se esiste ancora, che all'epoca era pieno di italiani, di musicisti italiani che facevano parte. Secondo me questo è un altro discorso. Cioè il jazz secondo me è un po' fuori da questo. Cioè il jazz non crea queste limitazioni perché non c'è in ballo un discorso culturale, di cultura, di società e di tutto. Il jazz ha la fortuna di essere fuori da questo. Essendo più di nicchia, okay. Non più di nicchia, essendo semplicemente, secondo me, più ha la fortuna di essere, di non avendo il testo, quindi non avendo... quello è il punto, cioè è quello che... È lì che entrano in ballo, voglio dire, qui in Francia c'è una protezione enorme della musica francofona, proprio strutturato attraverso la legge sulla musica. Cioè il jazz, ci sono diversi artisti italiani che hanno un buono spazio in Francia nel jazz, ma proprio perché non sono etichettati da un punto di vista della loro cultura, sono dei musicisti, dei bravi musicisti e tutto il resto. Rambaldo, io ti saluto che dobbiamo finire il giro del mondo e io ti ringrazio perché ci hai dato un altro angolo di visuale, voglio dire, quello dei famosi cugini, amore e odio come al solito. No, sarebbe interessante togliere l'odio, se possibile. Se non ci fosse l'odio, sarebbe molto meglio. Il problema è che, e tu lo vivi in prima persona, come hai detto, purtroppo c'è questo tipo di difficoltà, che peraltro è un peccato, perché io adoro la cultura francese, anche dal punto di vista musicale, peraltro è ricchissima. In Italia è sparita praticamente, è sparita, non c'è più nulla. Anche il cinema quasi. No, il cinema, oddio, ci sono le commedie francesi che anzi sono un punto di riferimento, hanno fatto dei grandi successi anche qui in Italia, certe commedie francesi. Rambaldo, un abbraccio e a presto. Grazie di tutto. Grazie. Ciao. E ora torniamo, siamo partiti con l'Italia e ritorniamo all'Italia con gli ultimi 2 ospiti, sperando che Andrea Guerra, che era... Intanto c'è Pino Pecorelli. Ma lui non è Andrea Guerra, ma è Pino Pecorelli. Esatto. Io saluto Pino Pecorelli perché noi abbiamo intervistato l'orchestra di Piazza Vittorio, Mario Tronco, Gianfranco Gabiddu, Leandro Piccioni, e mancava Pino. Sapete tutto allora? Vi conosciamo. Assolutamente sì.
Cambiamo anche il sottopancia a Pino, perché non è Rambaldo, ma è Pino. Sono ancora Rambaldo, anche se è un bel nome, Rambaldo degli Azzoni. Sì, vabbè, anche perché è famoso. Qua. Ok. Giusto, ok. Grazie Pino. Grazie a voi. Senti, vai Massimo, vai. Come tu hai aderito a questa famosa campagna social, soprattutto di hashtag Io lavoro con la musica, cosa ti ha spinto a farlo e perché? Aspetta, una cosa la dico io, con la migliore fotografia che a me ha fatto sganasciare dalle risate quando l'ho visto. Purtroppo, guarda, avrei dovuto scaricarla perché è raccontacela te, Pino, perché è splendida. Vabbè, diciamo, scaricala così la fai vedere. Ok. Sono in realtà padre da un mese, quindi ero in una chat di musicisti e dell'orchestra di Piazza Vittorio e di altri gruppi con cui suoniamo, e mi avevano parlato di questa iniziativa, ero con mio figlio in braccio e quindi mi è venuta fuori questa scritta. Insomma, ho usato l'hashtag della manifestazione, scrivendo sotto "se non lui che mangia", indicando mio figlio che era in braccio. Insomma, guarda, era un modo, come dire, divertente di affrontare la cosa in un momento in cui c'è molta pesantezza, a ragion veduta, ma forse bisogna pure un po' provare a guardare oltre. Sì. No, io sto scaricando la foto perché la voglio far vedere, che è troppo bella, quindi vai tu, fai la domanda tu. Pino, nel frattempo, intanto, complimenti per Davide Donatello. Grazie. Abbiamo avuto i tuoi colleghi in onda con noi in quella diretta lunghissima, bellissima. Però la situazione è un'altra, poi ne parleremo magari in un altro ambito successivamente. Però come stai vivendo questo lockdown? Perché in Italia la situazione per noi lavoratori dello spettacolo è veramente drammatica. Abbiamo visto che anche nel resto del mondo non se la passano tanto bene, anche se a differenza nostra, quando arrivano gli aiuti, arrivano concretamente, anche in breve tempo. Noi ancora aspettiamo che forse ci sia un nuovo Papa, che non so, arrivi. Anzi, oggi tra l'altro era stato previsto che era dai Maya la fine del mondo, l'ennesima fine del mondo dei Maya. Quindi come hai vissuto questa fine del mondo che non è venuta, e il lockdown? Beh, diciamo, noi veniamo, probabilmente si è levato il coperchio da una situazione che già era così. L'ambiente musicale, o meglio il mondo dello spettacolo in Italia, non godeva di ottima salute prima del lockdown. Non parliamo di un mondo rose e fiori, e forse questo stop forzato ha fatto sì che poi ognuno, insomma, gli artisti, i tecnici, tutta la filiera possibile e immaginabile in qualsiasi ambito dello spettacolo, si è trovata a guardare il soffitto e a riflettere poi su una situazione che è estremamente precaria, cioè è precaria per scelta, la scelta dell'arte. In questo momento però è una precarietà che almeno ti dà la sensazione di poter cercare un sogno da realizzare, quale che sia appunto la tua mansione. In questa lunga fase qua, quello che è venuto meno è proprio il sogno, cioè dice, vabbè, suono per cosa? Penso di fare il tecnico per che cosa? Cioè, scrivo una sceneggiatura per cosa? Cioè, questo secondo me un po' il tema ha messo un po' tutti davanti alla inutilità talvolta del proprio, a come è percepito, insomma. Cioè, noi non dimentichiamo che veniamo da 20 anni di governi in cui si diceva che la cultura non dà da mangiare, quindi non è che oggi improvvisamente possiamo sperare che un ministero ci tratti come vengono trattati gli intermittenti in Francia. Cioè è impensabile, cioè manca proprio uno strato culturale su cui ci vogliono anni e anni e anni, invece adesso siamo veramente a come possiamo la risposta è No, lo sai, ora si è acuito tutto. Mentre parlavi, Pino, dell'inutilità, mi è venuto in mente, non so se avete vissuto, io da musicista, la prima settimana di lockdown c'era un silenzio irreale ovunque. Tra l'altro. Come? Io lo trovavo, in molti miei amici musicisti lo trovavano bellissimo. No, sì, è bellissimo, però certo, abitiamo tutti e due a Roma, è un po' anomala come cosa. Io a un certo punto la domanda che mi facevo, ma io a che cosa servo? Cioè, nel senso, un mestiere inutile. E devo dire che a me, io sono uno forse dei pochi che mi ha risvegliato. Avete presente la musica nei balconi lì, ma non quando era diventata il karaoke
con Totò Cutugno e compagnia bella, ma quando il primo giorno solo i musicisti si affacciarono al balcone e suonarono. Beh, in quel momento io spezzare questo silenzio con musica, peraltro suonata, non registrata, a me non lo so a voi, ma a me mi ha risvegliato qualche cosa, ha detto forse a qualche cosa serviamo anche noi in questo. Detto questo, ti chiedo, Pino, tu fai parte dell'orchestra di Piazza Vittorio, che sì, noi abbiamo assistito alla premiazione dell'ultimo Davide Donatello, quindi colonne sonore e via discorrendo, ma voi fate un'attività live consistente e peraltro non solo in Italia ma anche all'estero. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ti aspetti dal futuro? Cioè, pensi che si possa ritornare io parlo di normalità e vedo molti musicisti che dicono no, io non voglio ritornare a quella normalità lì, io voglio essere meglio di quella normalità, mi piacerebbe che in questa che in generale nel mondo ci sia più attenzione verso l'arte e via discorrendo, ma per quanto riguarda il live, che cosa ti aspetti nel futuro? Beh, è difficile dirlo. Soprattutto per un gruppo che si chiama orchestra e che non è un'orchestra con un sostegno standardizzato, perché è un'orchestra stabile di un ente lirico o di un ente statale. E in un momento in cui bisogna contare i numeri delle persone dentro i teatri all'inverso, cioè solitamente si cerca di contarne il più possibile, non si bada a quante persone sono su un palco. Oggi per fare uno spettacolo bisogna essere in 200 in un teatro, comprese le maestranze in qualche modo, e noi siamo tanti, e questo chiaramente fa sì che realisticamente non riusciamo a capire quando possa essere realmente un momento per tornare a quella normalità di cui insomma parlavi, che a noi in realtà manca. Prima appunto parlava l'ospite della Francia delle tante interconnessioni tra gli artisti europei, e noi al rapporto con la Francia in realtà dobbiamo moltissimo, perché proprio il flauto magico e tutto quel filone dell'orchestra di Piazza Vittorio di interpretare opere liriche e di essere quindi conosciuti in Europa e all'estero è dovuto proprio alla relazione tra l'Italia e la Francia, cioè tra l'Euroma Europa Festival e il Festival Les Nuits des Fourviers di Lione, che insomma ha prodotto 3 opere. Prodotto significa ospitare l'orchestra di Piazza Vittorio anche per mesi in Francia a creare e a pensare uno spettacolo musicale. Quindi è ovvio che insomma basta guardarsi intorno, cioè questa è un'estate in cui il musicista è contento quando fa 10 spettacoli, insomma lo ritiene un obiettivo altissimo e importantissimo. Da qui io mi auguro che insomma, se questi continuano ad essere i numeri dell'epidemia, insomma, che sono comunque sempre più a ribasso, malgrado purtroppo la gente continui a morire, mi auguro che l'anno prossimo insomma si possa guardare a questo come un momento e ripartire da quella normalità lì, magari con appunto la consapevolezza di essere, come dire, un mondo percepito come inutile e quindi che non ha rappresentanza di categoria o che non riesce ad avere una considerazione da parte di chi decide, al pari ovviamente di chi si occupa di commercio, di Stato, insomma, cioè con chi comunque tratta, con chi vive del proprio lavoro. Con la stessa dignità. Senti, non so se hai sentito, con l'artista canadese si parlava di spettacoli online, no? Aspettando che ritorni questa famosa normalità, forse i concerti online possono essere o non possono essere una strada, secondo te? Per noi che siamo l'emblema dell'incontro di persone che viaggiano e che si alimentano proprio dell'incontro col pubblico, cioè questo è un gruppo che ha avuto la fortuna di suonare tantissimo, malgrado i tempi, in situazioni molto diverse tra di loro, cioè dal centro sociale, dalla Caritas al Teatro dell'Opera, insomma, passando veramente per tutto quello che c'è in mezzo, ed è proprio grazie al confronto col pubblico che siamo riusciti poi a creare un'identità. Immaginare di crearla in un teatro vuoto per le telecamere è più, insomma, è difficile da
cioè noi ci divertiamo quando suoniamo assieme, ma i musicisti si divertono ad avere il pubblico davanti. Ovviamente tutte le iniziative che fanno musica dal vivo in streaming sono, se ben fatte, sono lodevoli, però certamente pensare che quella è l'unica possibilità è insomma, difficile da ammettere. E soprattutto, sempre con l'artista canadese, si parlava del online gratis o a pagamento, e anche lì si apre un altro discorso difficile, no? Immagino. Dimmi. I concerti si fanno sia gratis che a pagamento, quindi cioè, nel senso, l'artista si trova, talvolta può suonare in una festa di piazza, in un festival con ingresso gratuito, al centro sociale dove si paga 3 euro, in teatro dove si paga 40. Ovviamente il pericolo è se il fatto che sia online debba significare gratis. Quello è secondo me pericoloso, perché chi suona comunque, non è che suona meno. E poi aggiungo, secondo te c'è in Italia, ma in generale nel mondo, un pubblico che va a vedere il concerto online? Ma quello non lo so, però diciamo noi 15 anni fa non avremmo mai pensato di stare davanti a un computer a parlare in tempo reale così, quindi chi può dirlo? Cioè, probabilmente per un ragazzino di 10 anni oggi anzi è normale. Non ricordo chi aveva fatto il concerto virtuale recentemente penso di sbagliare, Fortnite, il videogioco, un artista ne hanno fatti sì, tanti esperimenti di quel tipo, sì. È andato alla grandissima facendo milioni di visualizzazioni, quindi probabilmente è una nuova generazione per cui sarà abbastanza normale. Siamo noi con i capelli bianchi che facciamo fatica a comprendere. No. Lo vedi, stiamo qui, quindi ci proviamo, ci difendiamo da vecchi leoni. Guarda, io ho fatto un concerto in realtà virtuale, con la maschera, proprio addirittura, che non vedevo lo strumento, e anche quella uno dice vabbè, l'ho fatta. Probabilmente più avanti, tra 20 anni, sarà una cosa abbastanza normale. Massimo, lascio la domanda di chiusura a te. Allora, Pino, come vedi la situazione ora post fase 2? Ormai questa fase 2 mi sembra abbastanza ridicola, perché non lo so, qui la viviamo, a Milano la viviamo in modo un po' strano, ma come vedi la musica dopo questa situazione qui anomala, o soprattutto come vedi l'orchestra di Piazza Vittorio ora che la situazione credo che torni a una pseudo normalità o finta tale, diciamo? Beh, noi speriamo di poter tornare su un palcoscenico tutti insieme presto, diciamo. In questo momento non sta avvenendo, anche se eravamo in un momento col vento in poppa, sia per nuove idee discografiche che insomma per il successo di questo Davide Di Donatello. È difficile, ripeto, immaginare di poter ripartire come siamo stati fino adesso per i numeri che facciamo da un punto di vista di persone che suonano e anche di pubblico, cioè l'orchestra non fa Circo Massimo, ovviamente, non riempie stadi. Ma voi nel frattempo avete lavorato, provato, prodotto altro in questo momento? Guarda, un po' tutti a casa si sono messi in cassetto un'idea, diciamo, con la voglia di appunto di ritornare presto in studio e fare quello che volevamo fare, cioè fare un disco nuovo di canzoni che manca da ormai 7 anni di musica originale dall'orchestra, tranne alcuni insomma parentesi dei progetti speciali abbiamo fatto durante tutto questo percorso, e quindi sentivamo il momento, insomma, il colpo in canna. Ora a breve rientreremo sicuramente in studio e probabilmente in inverno, se le cose continueranno così, tenteremo di registrare. Allora io concludo questa, aspetta, però adesso la devo far vedere la fotografia, l'ho scaricata. No, facciamola vedere, anzi, mentre facciamo vedere la fotografia che è bellissima, che è geniale. Tra l'altro sembra, Pino, in questa fotografia sembra un mix fra Guzzanti e uno che imita la Raffaella Carrà.
Addirittura. Pensa, a me mi sembra Ma il capello bianco che sembra biondo. Sembra il cantante delle vibrazioni, non mi ricordo come si chiama, ma anche Filippo Timi, ricorda anche un po' Filippo Timi, Pino. Ricordi tutti praticamente. Va bene così. Dai, bene. Vuoi fare un appello, Pino? Vediamo se si può smuovere qualcosa in questo paese. No, non credo che di avere la forza di smuovere il popolo. Senza dubbio teniamo duro e difendiamo quello che insomma sappiamo fare, che è un lavoro straordinario. Infatti, che la cultura paga sempre. Assolutamente sì, assolutamente. Bravo. Allora, grazie mille Pino, vi auguro il meglio a voi tutti dell'Orchestra di Piazza Vittorio, che vi liberino al più presto. Grazie, ciao. Ciao, grazie Pino. Allora, Dulcis in fondo io lo prendo al volo perché lo vedo qui. Eccolo qui, Andrea Guerra. Andrea. Ce l'abbiamo fatta. Sì, scusate. Aspetta, ti metto pure il sottopancia giusto. Aspetta, fammi mettere il sottopancia giusto. Dobbiamo iniziare con un compositore, finiamo con un compositore, che a questo punto è meglio così. Lo vedo un po' anacquato, ti sei... Cosa fai? Hai risolto il problema acquatico, che cosa si è allagato? C'è stato l'allagamento, ho risolto il problema. Piccole tempeste domenicali, no? Poi dopo cerchi le cose, le persone, scusate. No, ti preoccupare, l'importante è che tu hai risolto. Io quando sento parlare di allagamenti, a me penso a Goffredo Gibellini, per intenderci, quindi... Sono due clamorosi allagamenti ha avuto lui in Digital Records. Infatti. Sì. E guarda, quindi allora Marco, vuoi fare tu la domanda? La faccio io e poi prosegui tu. Allora, intanto ringraziamo Andrea perché si è scapicollato veramente, e anche tu, Andrea, hai aderito a questa campagna social dell'hashtag Io lavoro con la musica, hashtag senza musica. Perché lo hai fatto? Facciamo un appello anche per il motivo che si è instaurata questa campagna. Per tanti motivi. Adesso io entro in questa trasmissione, ho potuto sentire a scatti dal telefonino, in realtà avete parlato approfonditamente di tutti i temi e avete sviscerato a fondo, e quindi aggiungere qualche cosa di logico e sensato è abbastanza impossibile. Comunque, perché abbiamo aderito a questa campagna? Io penso che sono tanti motivi che sono arrivati in coincidenza. L'ispirazione, come diceva Marco prima, cioè i musicisti non vogliono tornare alla normalità. Dopo questa pausa vorrebbero tornare al meglio, che è quasi incredibile, evidentemente tutta questa attività. E questo va messo a fuoco, questo argomento, perché sennò sembra che noi vogliamo ritornare a fare il tran tran. Invece, in realtà, tutto quello che è stato travolto, purtroppo la cosa più... L'invenzione, la scoperta più magica degli ultimi 50 anni, la rete ha travolto le regole e le logiche del mercato, e quindi ovviamente voto sì perché mi piacerebbe avere in pratica la protezione contrattuale, e quindi i principi che sono stati approvati in Europa devono essere tradotti in legge in Italia, quindi ovviamente sì il diritto d'autore, e ovviamente sì alle forme di sostentamento economico, insomma, e tutte quelle salvaguardie che devono essere messe in campo, senza l'ironia del nostro presidente Conte, che insomma ci ha dato del divertimentificio, oppure lo scetticismo dei 5 Stelle, che vedono nel copyright il bavaglio del giornalismo. E guarda, questa cosa veramente mi stupisce, non riesco proprio... Anche perché io non riconosco di questi 5 Stelle, perché i 5 Stelle li trovi ovunque, specialmente a criticarti sul tuo sito, sulle tue cose, ma dal vivo veramente il personaggio a cui chiedere ma perché il copyright è il bavaglio del mondo, non lo trovi, quindi rimaniamo. Però tornando, insomma, in realtà questa rete ha sconvolto tutto e ha sorpreso tante categorie. Perché ovviamente la rete cosa fa? La rete distribuisce, quindi tutto quello che avete detto, quindi la rete distribuisce, però non fa contratti, i compositori non hanno contratti, non ci sono contratti di sincronizzazione. Guarda, ieri per divertimento guardavo TikTok, che in tutta questa confusione non lo si nomina mai. TikTok è fantastico perché è esclusiva sincronizzazione di audio, musica su video di ragazze carine, ragazzi belli o animali così, che giocano e approfittano dell'audio, no?
Quindi in realtà, cioè, bisognerebbe riguardare indietro e fare questa benedetta legge sul copyright e mettere un freno a questa invasione. Cioè, le invenzioni sono così, c'è l'invenzione, chi l'ha fatta? Gli americani, boom, no? Google, la grande distribuzione e tutto quanto. La Russia l'ha fatto, ha fatto una muraglia. Cos'è una muraglia? Una muraglia è te da dove entri internet? Entri dalla compagnie telefoniche. Allora, questo è il nostro recinto, chiuso. Chi sei? Sono Amazon. Ah, e cosa vuoi fare? Ah, vorrei trasmettere. Ah, davvero? Ma quanto? Con quale banda? Come? Perché? Questo è il prezzo. Non è difficile, capito? Quindi, ho esagerato? No. No. Sei entrato, posso dire, sei entrato a gamba tesa proprio. Siccome sei l'ultimo ospite, abbiamo finito presente i fuochi artificiali. Boom! Sì. E ancora ne ha da dire ancora. Gli devo fare una domanda io. Tra l'altro me ne è venuta un'altra in mente anche, perché aspetta. No, ma fagliela tu, poi te la dico io, dai, vai Marco. No, allora, tu sappi che una delle puntate che faremo più avanti è uno speciale sul copyright, quindi io ti lascio le tue cartucce da bazooka per un'altra situazione, voglio dire, lo apriamo con te lo speciale, tanto per far capire le cose. Quindi allora di quella cosa lì veramente non so che dire, nel senso che hai detto veramente tutto tu. Bisognerebbe parlare più della direttiva europea sul copyright, bisognerebbe parlare di una cosa molto semplice. Giuliano Taviani un giorno mi postò su Facebook una tabella su quanto erano gli utili che arrivavano ai musicisti, cioè per avere, cioè, non lo so, la paga, il minimo sindacale di un operaio inglese, bisognava fare non so che sproposito di visualizzazioni, quindi una cosa veramente vergognosa. E il problema, io credo, Andrea, che sia perché ne parlo spesso anche dal punto di vista, ecco, diciamo così, dei confronti politici. Il problema è che non lo sa l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è completamente non sa di che cifre si parla, di che cifre ridicole si parla per lo streaming. Quindi pensa invece che attraverso lo streaming il musicista, il compositore, l'artista si faccia i macchinoni da rapper americani, e invece non è esattamente così. Insomma, morale della favola, facciamolo un'altra volta questo discorso, che è meglio ed è più focalizzato. Invece io ti chiedo, dal punto di vista questo lockdown ha chiuso le serrande di teatri, auditorium, studi di registrazioni, produzioni cinematografiche. Io stavo lavorando in una produzione che si è bloccato il set, e quindi automaticamente ai musicisti gli tagli proprio come si dice, la fornitura. Le gambe. Ecco, la domanda che ti faccio è: questo lockdown, un po' mi hai risposto prima, pensi sia un'occasione buona per cercare di rifondare su altre basi la cultura in Italia, la cultura, spettacolo, musica, nel senso largo del termine? Di cambiare un po' di regole? Pensi siano i tempi maturi? Allora, quello che ha fatto il lockdown, e poi dopo infatti sul copyright dovremo ritornare, tenendo presente anche magari non solo la rete, ma anche le radio, le emittenti private, perché c'è un grande confronto, c'è un grande, insomma, conflitto economico su quegli media, diciamo, quindi allargherei. Il lockdown ha creato un'urgenza economica, ha creato un silenzio meraviglioso. Secondo me a qualcuno di noi mancherà il lockdown, tanto la mia vita col lockdown è più tragica quasi col lockdown, perché comunque sono solo con le mie riflessioni che creano degli urti pazzeschi, delle critiche, quindi l'autoironia mi distrugge. Però ha creato un'urgenza economica, e in questa urgenza economica si sono rinsaldate molte categorie, compreso quella degli artisti, che adesso si trovano tutti insieme a protestare. E prima, sai, non sarebbe stato possibile, perché gli artisti, noi siamo tanti. Ad esempio, noi abbiamo un'associazione delle colonne sonore, no? La CMF. Poi c'è l'associazione per i cantautori, e poi ci sono gli editori.
ci sono gli editori, la parte che tratta le sincronizzazioni. Invece ci troviamo tutti a discutere la stessa cosa, perché c'è creata questa urgenza. Questo è stato molto utile. In più, questo lockdown ha dato una spinta a questa attività, diciamo, questa che stiamo facendo noi, di comunicazione sulla rete, e probabilmente anche questo ha aiutato il dibattito. Purtroppo un dibattito tecnico, come dicevi te, non arriverà al grande pubblico questo dibattito. Abbreviando, secondo me sì, il lockdown in questa cosa è stata utile perché ha creato un'urgenza economica, e nell'urgenza ci stiamo rinsaldando tutti. E questo qui, insomma, una nuova consapevolezza via rispetto a prima, dove c'era una divisione piuttosto importante. Senti, in linea generale, quale sostegno dovrebbe dare un governo al tutto in questo momento? Ma io aggiungo, non è che se la passavamo tanto meglio poi prima della pandemia, cioè, allora, che sostegno dovrebbe dare alla parola cultura? Allora, intanto le regole. Basterebbe fare una legge che tutela il copyright, oppure mettere un freno alla pirateria, perché molte radio, io voglio parlare di FM, perché sennò con internet ormai è facile dire stanno rubando, però ad esempio anche le radio, tutte i media che fanno capitale con le trasmissioni dovrebbero avere la loro quota da pagare, e dovrebbero pagare la loro quota in SIAE o ai vari organismi. Quindi secondo me regole certe, regole chiare. O regole chiare per quello che riguarda i media tradizionali, perché i diritti d'autore vanno pagati da tutti, fanno spettacolo, mettono pubblicità, no? Fanno ricavi, i ricavi li devono dividere, cioè non è tanto semplice. E quindi per i media tradizionali, e poi invece un filtro e delle regole chiare per quello che riguarda la distribuzione su internet, che è al momento totalmente piratesca. Senza regole, sì, soprattutto senza regole, diciamo, trasversali internazionali. Andrea, scusa, ti volevo fare una domanda che mi è venuta in mente prima, ti interrompo un attimo Marco, perché Andrea da alcuni anni lavora molto in India, che tra l'altro ha una situazione con la pandemia non da poco, con lui lavora molto a Bollywood, dove ti sei espresso finalmente anche dal punto di vista che ti erano stati un po' ridotti qui in Italia per tutti i problemi di budget che ben conosciamo e quant'altro. Ma lì com'è stata la situazione? Un po' ti sei rapportato, è vero che sei rimasto in Italia con lockdown, però com'è successo, che cosa è successo lì con tutta questa situazione anomala, alienante, anche da un punto di vista produttivo? Come si sono un attimino rapportati? Allora, la mia esperienza con l'India prima e dopo il lockdown in realtà. Allora, dopo il lockdown è molto facile, c'erano 2 film che dovevo iniziare a fare, è successo come in Italia, si sono fermati, quindi io di un film ho una parte di montaggio, però non abbiamo ancora potuto chiudere lo spotting, che è appunto capire come, cosa e quando, è impossibile andare avanti. Sempre un altro film uguale, e quindi si è bloccato. Prima del lockdown invece è stata un'esperienza molto interessante. Io penso di essere stato scelto perché gli indiani hanno un cinema gioioso, neorealistico, e quindi hanno bisogno di melodia. La trasformazione che stanno cercando di fare adesso è quella di passare dal musical alla colonna sonora. Quindi è una trasformazione importante, perché non possono solamente continuare a cantare e a ballare, cosa che è stupefacente e meravigliosa. E quindi hanno messo una ricerca, hanno messo nel mirino, hanno provato con i compositori americani, ma non riescono, perché ricevono delle library abbastanza tradizionali sullo stile che ti puoi immaginare, con le varie orchestrazioni dei vari generi, e quindi nelle spiegazioni che ho chiesto io, perché io l'ho chiesto come te lo chiedi a me, dici scusate, esatto, ma il motivo era che un compositore europeo che avesse avuto esperienze lavorative negli Stati Uniti, quindi comprovate esperienze lavorative anche nei generi, era la figura che loro cercavano. Quindi si è ristretto il campo, fortunatamente Dio ha messo tutto, e sono arrivati a me, insomma, li ho tranquillizzati. Ma
Quindi un europeo che abbia avuto esperienze però in America, cioè quindi la sensibilità europea, però la melodia, sì, capacità melodica, perché loro sono proprio bombastici, loro vogliono melodia, ancora raccontano con la melodia, il montaggio ha delle campate lunghe, non è come da noi che adesso il cinema ha un po' di faccioni, diciamo, no? Che tu se prendi un cronometro in mano e misuri la scena dove il regista ti dice qui voglio, che il regista dicono tutti la stessa cosa, voglio qui un tema indimenticabile. Però non c'hai lo spazio. Non c'è lo spazio, no? Allora, che ne so, se tu voi guardate, che ne so, le colonne sonore di Ennio famose con Sergio Leone, anche quella di... Io prendo sempre Ennio come esempio perché mi piace, anche Un nuovo cinema paradiso, cioè da di di da di ra 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 ra. Tariri rari va avanti e adesso dove vai? Puoi fare 3 note, alla quarta già ti guardano come dire basta, capito? Quindi non esagerare. No, infatti funzionano i temi di 4 note. Infatti. Adesso sto esagerando perché sto ridendo, però veramente... No, ti dicono non esagerare perché già hai fatto 4 note, non andare oltre, perché non si sa mai, poi metti caso ma che non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio perché, ad esempio, no? Cosa è cambiato? Se voi guardate, io adesso sto scrivendo un libro sulle mie esperienze personali, un diario, quindi non è una quotazione di grande cultura, è un diario. E mi sono messo a analizzare col cronometro in mano la durata delle sequenze. E mi sono messo a controllare cosa raccontano le sequenze. Ad esempio, tutti questi gran film, C'era una volta in America, altri film, raccontano il luogo. I registi avevano il coraggio di raccontare il luogo. Cioè non erano non c'erano il primo piano, telefonino, primo piano, no? E quindi raccontavano il luogo e il tempo. È un'altra cosa. Quindi tornando indietro, gli indiani cosa fanno? Ancora loro cercano di raccontare il luogo e il tempo e hanno bisogno di questa melodia. Ci sono dei meccanismi nella loro struttura che veramente a noi fanno diventare matti, perché noi appunto struttura siamo abituati, come la cultura europea, no, non lo so da dove, probabilmente è una cultura che ereditiamo dalla Grecia, tratti un tema, no? Noi trattiamo un tema in un film, no? Il film d'amore, il film poliziesco, i generi. Gli indiani no. Loro vengono probabilmente dalla coreografia, quindi dalla danza, e hanno dei cambi di scenario pazzeschi. E in ogni film è troppo lungo, scusate, io mi taccio. No. In ogni film accennato, faremo una puntata monografica su di te perché questa cosa è bellissima, dobbiamo svilupparla. Con lui è pirotecnico, quindi quanto prima facciamo una puntata su di te. Facciamo quello che volete. In ogni film loro mettono le 7-8 cose, cioè il thriller, l'amore, il grottesco, capito? Il giallo, il fighting, come cavolo si chiama, e la memoria. E se il regista è capace, tu non lo senti. Se tu riguardi The Millionaire, anche il famoso, ti rendi conto che ci sono questi cambi di tono. Vero. Se il regista è così, te ti trovi, no? Che devi fare, qui voglio il grande tema d'amore, dopo marcetta, capito? Quindi per abituarsi a quello per noi è veramente difficile. Se un compositore, mio collega, mi sente, sta lavorando in India, oppure lo dovrà fare... Però è anche divertente, dai, è un po' zappiana come cosa. Quindi senti, io chiuderei. No, Andrea, lo dico qui in diretta. Tu dovrai fare una monografica con noi perché sarà spettacolare. Durerà, guarda, ce lo prometti? Sì, lo prometto. Ok. Gli ho anche rotto le scatole per telefono. Ma adesso lo sta dicendo pubblicamente, quindi no, lo sa. Senti Andrea, io ti faccio la domanda finale che è quella, secondo me, che forse può chiudere proprio questo programma che è durato, direi, abbastanza. Allora, no, la domanda che ti faccio è questa. Ho il sospetto che tu sei poi figlio di cotanto padre, quindi io te lo chiedo perché probabilmente hai anche un angolo di visuale diverso. Il lavoro creativo, io non so perché, ma io ho idea che nel corso del tempo abbia perso di valore
la creatività, proprio il valore creativo dell'artista, di colui che trova delle soluzioni diverse, di colui che magari è un po' meno artigiano, un po' meno pulitino, un po' tecnicamente meno riuscito, ma un'idea, ecco, se la prima domanda che ti chiedo è se secondo te senti anche te questo, e la seconda è, qualora lo sentissi, perché? Quali sono secondo te le ragioni storiche? Storiche mi fa paura, non sono capace, però Vabbè, un'analisi più semplice, guarda. I motivi. Ma guarda, i motivi purtroppo, e io te lo posso dire perché ho iniziato proprio nel momento di passaggio parliamo di musica, ovviamente parliamo di sincronizzazione del mestiere, ma temo che assomigli tutto quanto. Io ho iniziato nel momento di passaggio tra la moviola e il, diciamo, tra virgolette, l'Avid. Allora, il mio primo film l'ho fatto con la moviola. Cosa è successo? Adesso in realtà la tecnologia ha reso possibile quell'inversione che era già successa in America ma che in Italia non era successa. Cioè, fino a prima, diciamo, fino alla moviola, quindi senza tecnologia, non si potevano fare le prove. Non facevi nessuna provettina. Tu ti incontravi, decidevi cosa volevi fare, ti vedevi e poi dopo c'era lo spazio per l'appuntamento, perché non è che tutti i minuti dovevi andare su Facebook a far vedere la tastierina nuova oppure il tappetino persiano sotto la scrivania. Quindi avevi lo spazio per l'appuntamento, il regista doveva sapere cosa voleva, e quindi era tutto un altro mondo, c'era la possibilità della comunicazione. La tecnologia ha fatto sì che tu in realtà puoi fare le prove, e quindi attraverso le prove c'è una fase critica prima ancora che sia iniziato un percorso critico, un percorso creativo. Cioè questo ha distrutto un po' tutto, cioè ha alzato la temperatura, come vedi anche succede. Guarda, in un certo senso sono quasi fake news, cioè c'è un dialogo da fake news in tutto il processo artistico, perché l'inversione è questa. In America è iniziata prima, noi avevamo il regista al vertice e poi sotto c'erano tutti gli altri. La tecnologia ha spostato completamente, la televisione specialmente, il regista è lì sotto e viene preso così, e sopra ci sono tutti gli altri che a circolo fanno commenti. Dai commenti, come sai, si fuori un pochino più di chiacchiere, e qui si annacqua il processo creativo, secondo me. Guarda, va approfondito questo discorso, perché poi gli vorrei parlare ad Andrea. Anche meglio, adesso l'ho improvvisato perché No, è molto più complicato, ovviamente. Andrea, io ti ringrazio per questa coda pirotecnica di questo programma nostro di 2 ore e 40, ma ci voleva, perché sennò ci addormentavamo, quindi è perfetto, Andrea. Grazie del tuo intervento. Da buon emiliano è una roba che non si può, cioè, è incontenibile, e va bene così, giusto? E dai. Quindi a prestissimo, ma proprio a prestissimo. Non avete fatto la domanda che avete fatto alla regista australiana, questa me la leggo al dito, però la prossima volta iniziamo. Voi fareste i concerti, tu lo faresti il concerto di musica per film o tuo? Streaming? Ma ragazzi, ma non è possibile, non c'è un pubblico, guarda, ci sono i dati, ma come ti metti lì e dici fai concerti streaming? Nello streaming ci vanno dai 6 ai 14 anni, le visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, sono ragazzini di 6 anni che stanno 4 secondi su un brano, così, capito? Quindi non lo facciamolo dal vero. Meraviglioso, meraviglioso. Cioè, è il nostro opinion leader da qui in avanti. Anzi, la prossima stagione di Soundtrack City la facciamo io, tu e Andrea, così abbiamo di qualsiasi cosa. Guarda, io l'ho vista la trasmissione a parte, voi siete stati scoppiettanti, quindi adesso siete stanchi, volete chiudere in bellezza, ma siete stati tutto il giorno scoppiettanti. Grazie Andrea, te lo ripeto, a prestissimo. Andrea. Ciao. Tra l'altro, prima che chiudiamo, mi è venuta in mente quell'ultima frase fantastica di Andrea, che oggi ho visto un programma
che non guardo quasi mai televisione, ma ho visto un programma dove al primo posto la canzone più ascoltata e più sentita da quando ci sono sti maledetti, benedetti social in tutti e due i sensi, è Pulcino Pio. Quindi ragazzi siamo messi bene, veramente. Che anche vecchiotta, quindi continuano Continua ad ascoltare Pulcino Pio, quindi attaccamoci a Pulcino Pio, perché tanto qua. Però io so che Pulcino Pio l'ascoltano anche e soprattutto molti bambini, che loro reiterano. Quello che diceva Andrea, la fascia di età è quella lì, fino agli adolescenti, e noi ci possiamo veramente andare a... Allora, io ringrazio tutti quanti gli ospiti, no? Massimo, che ce ne abbiamo avuto anche questa volta, abbiamo sforato miseramente alla grande, però insomma io sono contento, perché non so te, perché è il modo giusto di onorare la musica e il lavoro dei musicisti, e speriamo di averlo fatto anche un po' capire a tutti gli altri. A chi ci segue. Ringraziamo tutti i commenti che hanno fatto, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, e poi finiamola con questo fatto che sul social, se si dura più di mezz'ora, non ci guarda nessuno, perché quando si parla di cose serie bisogna ascoltarle, basta. Poi tanto la comodità è che uno se lo può sentire in streaming dopo, un pezzo alla volta, se vuole salta, o se no li sente tutti. Comunque questo è. Vi saluto tutti, grazie Massimo. Alla prossima. No, ricordiamolo quello dei nastri d'argento. Vai, ricordate. Giovedì 25, questo giovedì che viene, diretta Nastri d'argento con un sacco di ospiti importantissimi. Alle ore 18, e anche giovedì sicuramente sforeremo, però voi lo sapete. Ma sì, tanto. Guarda Marco, la chiamiamo la prossima edizione, la chiamiamo gli sforati. Tanto quando... Okay, va bene. Ciao a tutti ancora. Ciao. Ciao.